Buongiorno, buongiorno. Abbiamo aperto anche questa mattina con questa immagine straziante, ma avete sentito anche questa settimana, tutti i giorni, le parole di Papa Francesco. Non si può assistere indifferenti a queste morti ingiuste, questi bambini, a queste famiglie, perché sono loro poi i civili che muoiono, che non hanno fatto assolutamente niente di male, solo perché si trovano nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E come dice Papa Francesco, perché loro e non io? Ecco, io me lo domando sempre, la fortuna di essere nati in un paese che tutto sommato, per quanto male vada, ma abbiamo anche questa forma di solidarietà, di volontariato che aiuta anche i più deboli. Ma chi aiuta questi bambini? Eppure ci sono delle leggi internazionali, di diritti internazionali, ma chi se ne frega? Come avete sentito e avete visto, non vengono rispettati, ognuno corre per la propria strada. E qual è il problema? Il problema sono sempre i soldi, il potere, ecco, questo oro, queste pietre preziose, questi minerali, e perciò queste persone devono lasciare i loro paesi, non hanno acqua, non hanno cibo, non hanno niente, e poi quando arrivano vengono accolti così questi bambini. Ecco, io vorrei proprio ricordare e non dimenticare. Detto questo, presento subito gli ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Faustino Lorenzetto, tradizioni e ambiente è pane quotidiano per lui. Vita. Monsignor D'Atognano, vita, bravo Vita. Saluto anche Andrea Danchi, appena arrivato dal Marocco, mi ha fatto anche questo regalo, guardate che bello questo cammello. Ecco, guardate, che poi spiegherà il perché, la storia di questo animale potente. Ecco, duro come la roccia, resistente a tutto e a tutti, e forse che non conosciamo abbastanza. Vediamo se abbiamo anche collegata la dottoressa Cassaniti. Eccola qua, buongiorno dottoressa Cassaniti, non so come ringraziarla per questo passaggio che fa anche lei questa mattina in questa trasmissione molto vista, perché noi stiamo facendo questa battaglia per vedere se riusciamo a vincere, a far capire che la vita umana non ha prezzo, e se ci sono degli strumenti che possono impedire la morte noi dobbiamo adoperarli, e se qualcuno non ascolta noi dobbiamo farlo ascoltare. Come? Coinvolgendo la cittadinanza, coinvolgendo gli italiani da nord a sud, da est a ovest, perché è un problema, la morte sulle strade, che riguarda tutti. Abbiamo degli strumenti ma non vengono adoperati. Lo sentiremo anche cosa ne pensa, anzi passo proprio la parola alla dottoressa Cassaniti, cosa sta succedendo e quanto è difficile anche raccogliere le firme anche online. Perché? Perché ci vogliono i documenti, noi siamo partiti con i documenti, la burocrazia è terribile, però io avevo una europarlamentare, dottoressa Cassaniti, vediamo se la regia riesce a mandare subito, perché gliel'ho proprio fatto riprendere quel pezzo di quello che dice questa onorevole Corrado, europarlamentare,
a Bruxelles. Andiamo a sentire. Abbiamo raccolto più di 55.000 firme con questo cartello, però sembra che qualcuno lo interessi. Allora vogliamo arrivare in Europa. Cosa ne pensa, dottoressa Corrado? Ce la potremo fare anche al vostro aiuto? Ma io confesso la mia ignoranza, non conoscevo questa raccolta firme, quindi se mi manda qualcosa volentieri me lo studio e vediamo cosa possiamo fare anche per dare eventualmente ancora più visibilità. Io sul codice della strada sono molto preoccupata, abbiamo criticato fortissimamente anche perché prima si parlava di uno dei temi più importanti, no? Che è la velocità. Cioè quante volte purtroppo ecco, la morte per incidenti stradali è la prima causa di morte dei giovani, sì, sicuramente sia in moto, motorino, ma anche a piedi, in bicicletta, persone che attraversavano sulle strisce, e tantissime volte il fattore che è quello più grave è la velocità, e a noi dispiace moltissimo perché questo codice della strada invece non ha accettato tutte le proposte che si possono fare, soprattutto in città, in ambito urbano, per ridurla la velocità. E sembra che si possano pensare solo a città autocentriche, no? In cui per forza uno deve avere diritto di andare veloce e di infischiarsene di quello che succede poi sulle strade. Anche in questi giorni però visto vede, dottoressa, volte... il problema è che siamo in un paese, specialmente l'Italia, che se non metti l'obbligatorietà non si va da nessuna parte, perché siamo così, non c'è niente da fare, solo se ci obbligano, e anche con fatica. Basta vedere anche le cinture nelle macchine posteriori, pochissime se le mettono. Noi vogliamo, visto che c'è questa tecnologia che possiamo salvare tante vite umane, ecco che anche l'Europa dia un colpo, visto che siete ancora forti. Io spero che questo colpo arrivi, perché sono tutti anche genitori che hanno perso i loro figli, che stanno facendo questo, sono delle mamme, dottoressa, che io le presenterò. Stiamo cercando di portare avanti tutti assieme, nonostante questi lutti terribili, si stanno rimboccando le maniche, raccogliendo le firme per aiutare altre famiglie, che non succeda più questo. Ecco l'aiuto che vogliamo, l'obbligatorietà per questo mezzo, per questo strumento. Sono delle cinture che il motociclista può mettere, ma salva la vita. Ma possibile che sia più importante il business che la vita? Perché lei parlava anche di un ambiente anche ecologico. Sì, ma stiamo continuando a parlare di terza, quarta corsia, e abbiamo un paese che è circondato dall'acqua, con dei porti bellissimi, con dei progetti che neppure vengono visionati. Abbiamo i treni, eppure non si parla sempre di cemento, di terza, quarta, andiamo a finire a 10 corsie, perché noi copiamo dall'America, dove vediamo le strade a 8 corsie. Ecco, continuiamo a puntare su quello. Prego, dottoressa. No, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro appunto i mezzi pubblici bisognerebbe potenziare, che sono quelli veramente alla portata di tutti e di tutte le tasche. Città sicure, mezzi pubblici, andare piano in città non significa perdere chissà quanto tempo, perché tanto ci sono gli incroci, c'è il traffico, nessuno va mediamente a una velocità elevata, ma il punto è che se tu puoi accelerare fino anche solo 50 all'ora, che sembra poco, ma sa qual è la differenza fra 30 all'ora e 50 all'ora? È che se tu prendi un pedone a 50 all'ora, 9 su 10 lo ammazzi. Se lo prendi a 30 all'ora è il contrario, 9 volte su 10 resta vivo, perché quella differenza di velocità è fondamentale. Ecco, dottoressa Cassaniti, ci tenevo tantissimo che lei sentisse, come ha sentito, loro non conoscono con tanta fatica quello che ha fatto lei con la sua associazione, questa raccolta di firme importantissime, ma le prometto che la faremo avere. Adesso è ritornato anche il nostro Andrea Dan, che di sicuro non si ferma di fronte a niente, perché lo ritengo fondamentale. Prego, dottoressa Cassaniti. Allora, le devo dire, buongiorno a tutti, le devo dire che condivido perfettamente quello che ha detto la deputata europea. La prima causa di morte è la velocità, poi la scarsa attenzione alla guida, per cui ci si distrae, si usa il telefonino, poi si guida in stato psicofisico non adeguato, quindi queste sono le cause fondamentali. La prima causa è la velocità. Cosa dobbiamo fare? Il problema è che dobbiamo riflettere veramente
a che cosa noi serviamo, a cosa serve la nostra vita, questo bisogno di mobilità, a cosa serve? Cioè a realizzare noi stessi, e per realizzare noi stessi dobbiamo sapere cosa siamo. Noi siamo degli esseri in relazione con gli altri, e quindi abbiamo bisogno di capire cosa significa questa relazione. Quello che ha detto lei all'inizio, padre Francesco, dice perché anche io potrei essere coinvolto in questo fatto, ci dobbiamo impegnare sul piano della solidarietà, eccetera. Quindi questo fatto è prima di tutto un fatto di formazione umana, e su questo insisto moltissimo, e quindi le famiglie, e quindi la scuola, la Chiesa, tutte le strutture, cioè la formazione si riguarda non soltanto coloro che guidano ma anche coloro che decidono, e quindi o c'è questo impegno ad andare nella direzione di utilizzare la nostra libertà secondo una dimensione etica, cioè di rispetto umano, di capire che siamo di passaggio in questo mondo, e quindi noi facciamo parte di un mistero infinito che si sviluppa nel mondo e che va poi oltre, e di questo comportamento del mondo noi rispondiamo. Noi possiamo distruggere o migliorare la civile convivenza se non siamo consapevoli che l'uso della libertà è una responsabilità nostra. Ecco, non siamo persone degne di continuare di vivere in questo mondo, cioè noi non miglioriamo il mondo, perché ci siamo nel mondo per ammazzarci, ci siamo nel mondo per garantire la vita umana, per vivere in armonia, e mi pare che proprio stiamo facendo questa trasmissione in collegamento con le feste del Natale, per cui è venuto al mondo un bambino che ci ha detto che bisogna andare nella direzione della pace e della solidarietà, cioè c'è stato un Dio bambino che ci ha voluto indicare la strada del nostro cammino, e quindi questi valori non possiamo metterli da parte. Oggi veramente c'è questo dolore nel cuore, che i genitori ammazzano figli, i figli ammazzano i genitori, i ragazzi si ammazzano tra di loro, quindi dobbiamo veramente puntare su questa formazione etica, e questo è una grossa responsabilità. Andiamo al discorso, diciamo, di mia figlia. Mia figlia è stata uccisa da chi andava a una velocità folle nel centro storico di Messina, e quindi ha sbattuto con la macchina dalla quale i miei figli erano scesi perché erano arrivati a casa. Avevo fatto uscire io mia figlia con l'altro, assieme all'altro figlio, perché mi aveva portato una pagella di 8,9. Sono io responsabile di questa uscita. Ho voluto che venisse gratificata mia figlia, e la gratificazione è stata che sono usciti, sono state 2 ore in giro, a mezzanotte rincasano, scendono dalla macchina, si stanno salutando con il loro amico, sono appoggiati alla macchina e sono tra la macchina e il marciapiede, non erano in mezzo alla strada. Questa Lancia Delta integrale motore rallye guidata con una velocità folle ha sbattuto con la Citroen, e Valeria, che era appoggiata, è stata sbattuta contro il muro di fronte casa, le spaccano la testa, le spezzano il collo, la vita, la spalla, la gamba, Valeria muore. L'altro figlio fortunatamente è tirato sul marciapiede, sopravvive con trauma cranico, commozione cerebrale, ferite varie. Il loro amico che era in macchina viene catapultato fuori dalla macchina, e la sua macchina non lo schiaccia perché saltando accavalca un palo, e quindi resta vivo e in coma sotto la macchina. Quindi vi voglio dire, vi ho parlato di questa situazione tremenda, ed è bene che vengano dette queste cose. Cioè un essere umano non può essere distrutto in questo modo, cioè la vita umana si deve svolgere per arrivare alla sua conclusione naturale. Questa non è una conclusione naturale, questa è una conclusione violenta, e contro la violenza noi dobbiamo andare. Anche la guida, l'eccesso di velocità è violenza. Io tante volte, per esempio, sto per attraversare e vedo le moto che sfrecciano, io mi fermo, è chiaro, io cerco di interagire, cioè non sono legata al fatto io ho la precedenza e quindi devo passare. Io sto attenta alla mia vita in maniera tale che permetto che si possa fare svolgere un po' questa guida così non accettabile da parte dei motociclisti, perché nel centro urbano è chiaro che molto bisogna chiaro, mantenere... dottoressa Cassaniti, la Ecco. ringrazio per quello che ha detto, un abbraccio grande, perché capite che anche questa donna, questa mamma ha perso una giovane vita, una figlia in giovane età, per fortuna non ha perso anche gli altri, perché ci mancava poco, come avete sentito, e questo è un dramma che dobbiamo veramente tutti quanti unirci, firmare e cercare di arrivare veramente in Europa. Andrea D'Am.
Buongiorno, colgo l'occasione per poter salutare la professoressa Cassaniti. Che dire, si parla di velocità. Quando ho sentito la parola velocità mi vengono i brividi nella pelle. Sto pensando alla prossima primavera, le moto nel Falalto, le moto nel Cansiglio, le moto tra Vittorio Veneto e Belluno. Quante vittime abbiamo avuto in quelle strade? A Jesolo. Le moto nelle parti, diciamo, di Jesolo, nelle moto. Penso che Treviso, la marca trevigiana, negli ultimi mesi sta continuando a soffrire dopo Kevin, che è mancato, tanto per dire, con la moto. Tra Treviso e Mestre nell'arco di 20 giorni abbiamo avuto 5 famiglie, però oramai fa parte del passato. Cosa significa che fa parte del passato? Che il dolore rimane chiuso in quelle 5 famiglie. Per cui è un dolore che dobbiamo farlo capire soprattutto alle istituzioni, dobbiamo farlo capire ai nostri politici, dobbiamo farlo capire ai nostri onorevoli, agli europarlamentari. Iniziamo quanto prima a fare un qualcosa di concreto. Do solamente un dato. In Europa ogni anno, solamente con le moto, abbiamo, dati Istat 2023, 3.361 morti, significa una media di 300 morti al mese, 10 morti al giorno, sono dei dati catastrofici. Facciamo pensare, ogni mese abbiamo un Boeing di 300 morti in Europa che cade con le motociclette. Io ricordo ancora quando c'era il Concorde, non so se ricordate, tanto per dire, con la velocità dell'aereo, che un aereo si è schiantato, lì hanno bloccato tutto, hanno bloccato tutta la linea del Concorde. Perché non si inizia a ragionare, fare un qualcosa e salvare, non dico 3.361 vittime, una vita sola? In che modo? Obbligo dell'airbag alle 2 ruote. Allora andiamo a vedere anche questo bilancio, nuovo codice della strada, andiamo a Vicenza e poi commentiamo. Nuovo codice della strada. A 10 giorni esatti dalla sua entrata in vigore, a Vicenza il trend delle irregolarità non è aumentato, ma le sanzioni inasprite hanno portato a una piccola rivoluzione. Il bilancio ha portato alla contestazione di 9 verbali per quanto riguarda la sosta in prossimità dell'intersezione, 9 violazioni per quanto riguarda il carico-scarico merci, poi dell'occupazione abusiva di spazi invalidi 9 verbali, l'uso del telefonino irregolare durante la guida ha comportato 4 violazioni, la guida del monopattino senza indossare un casco protettivo 2 sanzioni e infine la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, una violazione. Un giro di vite che ha preso alcuni automobilisti in contropiede perché non si aspettavano che ci fosse questo inasprimento delle sanzioni. Abbiamo riscontrato delle sorprese, diciamo, proprio per l'uso ad esempio del telefonino non si aspettavano che fosse ritirata immediatamente la patente e siccome serve per lavorare ovviamente questo mette molto in difficoltà i cittadini e abbiamo riscontrato questa, diciamo, dispiacere particolare dove sottolineo appunto di stare molto attenti. Bisogna stare molto attenti e infatti tanti cittadini hanno telefonato alla polizia locale per chiedere maggiori informazioni. Molte persone hanno telefonato, specie ad esempio sull'uso del casco del monopattino, in quanto non sapevano che tipo di casco comprare, ad esempio, se era obbligatorio anche per i maggiorenni e quindi abbiamo fatto anche un'attività di informazione per il cittadino. E a proposito di informazioni, ve ne diamo una importante. Chi ha meno di 20 punti sulla patente deve stare molto attento perché per alcune violazioni è prevista la sospensione breve della patente. Ecco, qui vorrei sottolineare proprio questo fatto che ci sono alcune violazioni che possono essere ad esempio la guida senza cintura o la mancata precedenza all'intersezione oppure la non corretta immissione nel flusso della circolazione. Per coloro che hanno meno di 20 punti rischiano la sospensione immediata della patente senza l'emissione di alcun provvedimento. Già in quel momento se hanno meno di 20 punti possono rischiare il ritiro della patente, quindi invito ognuno a guardare quanti punti ha sulla patente e stare molto attento a questo tipo di violazioni.
Allora abbiamo Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto vi faccio gli auguri a Mario Conte che già sta promosso e sarà laureato. Va bene. Cara Mirella, voglio fare gli auguri a Mario Conte. Sì, lo sentio, va avanti però. Intanto. Va avanti. Vabbè. E dopo ti dico, di tutte queste morti, queste robe, è di utopia, è di una roba schifosa. Innanzitutto 6 anni che andiamo avanti e non si fa niente. E dopo ti dico un'altra roba, alle strade, che c'è qualche vigile, una volta che eri vigili con il bussolotto di legno che fermava la gente, che disegnava questo e quello, adesso non c'è più nessuno in giro. Dopo non si può bere, non si può fare clandestini, delle discoteche, dei siamo la nazione più brava per lì. È una cosa per sé tanto le can del vin e dopo si beve. Grazie Rinaldo, molto chiaro. Come capisci devo correre perché non ho tempo questa mattina, ho tanto ospiti, perciò un po' tutti quanti cerchiamo di capire e anche di ascoltare anche altre telefonate. Allora, quello che veramente traspare, qui mi rivolgo a Faustino Lorenzetto, è la fretta, quella che tu non hai invece, la calma di osservare, di guardare, di ascoltare la natura, di vedere anche cosa si può fare grazie a questa natura meravigliosa che abbiamo. Prego Faustino Lorenzetto. Beh, certamente natura è un punto forte di equilibrio e di serenità. Non si riesce a capire anche a volte che ne andiamo con i ragazzi qua, che a volte si dice giovani, e sta là a lavorare che c'è anche una fatica, però porta gioia, porta felicità, porta serenità, non è una corsa, là che sei i traguardi di dire bene, questo problema qua abbiamo risolto, perché su sta oggi ex Paio del Prete si può veramente scoprire continuamente di paesaggi, di ambienti, che è una cosa incredibile. Sabato eravamo con Nicola e Tommaso, che c'è qua. E poi vedremo e saluteremo. Sì. Che è il nipote di Faustino? No, è un ragazzo di Santa Cristina. Pensavo fosse tuo nipote. No. E praticamente Tommaso continua a pulire su sta fascia, segui il canale, Faustino mi devo allargare, ma perché? Ma se là, invece probabilmente con tutte le piove che si vengono, se ricrea una paura con dei carici di ambienti che è veramente una cosa unica. Un ecosistema. Un ecosistema, ma là, essendo un ambiente che c'è 50 anni che praticamente non viene fatto niente. Noi abbiamo cominciato a tirare via tutte le roba a 3 metri e adesso tutto riparte, ma è veramente una roba. Dopo, tornando al discorso che ti dicevi della fretta, tante volte parliamo a casa, qua moglie si ragiona, adesso noi altri siamo di andare via e siamo al volante, a testa deve essere sulla strada, dobbiamo essere concentrati perché anche stamattina venendo su qua davanti all'aeroporto arrivava un autobus che era 3 davanti che camminava tranquilli, ma se è una zona che non si è visti, un attimo, e parlavamo con Nicola, dico, qui magari il ha un incidente, prima roba gli mette dentro l'autista perché era distratto, per dire. Però bisogna un pochettino rivedere, trovare una santa di calma e a volte sta frenesia proprio non. Frenesia, calma, dottoressa Cassaniti, cosa dice? Nonostante tutto quello che si dice, anche la scorsa settimana sono morti altri ragazzi, anche questa, ecco, specialmente al sud, queste strade anche là che abbiamo molto pericolose, però io sono convinta che non è la strada, come dice lei, è la velocità, questa velocità folle che non si rendono conto veramente che hanno una bomba in mano. Ma cosa dobbiamo fare, dottoressa Cassaniti? Guardi che veramente le morti sono incredibili, perché il problema è la velocità. Ha ragione, io ho avuto il già procuratore Fogliadelli, ha detto inutile che mettiamo in sicurezza le strade, gli alberi, tutto quello che c'è, bisogna andare piano, non c'è niente da fare. E quando vedi, come ha detto lei, l'attraversamento pedonale, ci si deve fermare indipendentemente se la persona passa o non passa, perché così. Noi invece facciamo tutt'altro. Prego, dottoressa.
Ma il problema è anche, come ha detto Dan, di fare in modo che le persone abbiano le misure, l'equipaggiamento giusto per poter salvaguardare la vita. Ma non è solo quello. Le misure sono, come si dice, concorrono tra di loro a salvare la vita. E quindi è bene, come diceva Dan, che ci siano queste tute, questi strumenti, diciamo, che possono salvaguardare la vita. Ma la cosa fondamentale, come ho detto all'inizio, è la formazione. E poi mi piace che Dan ha messo in evidenza il fatto che dobbiamo coinvolgere i politici in maniera tale che ci siano quelle misure adeguate a raggiungere l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Vittime zero. Noi abbiamo detto come associazione vittime zero sulle strade delle nostre città entro il 2030, e l'abbiamo detto perché le misure, diciamo, europee sono decennali, no? Quindi dal 2011 al 2020. In quel caso dal 2011 al 2020 noi siamo arrivati non almeno 50%, perché c'è l'obiettivo da raggiungere, ma su questo obiettivo poi non si riflette. Noi siamo arrivati almeno 22,9% e allo stesso modo dal 2021 al 2030, ecco, noi dovremmo raggiungere l'obiettivo meno 50%. Voglio dire questo, che ho riscontrato la stagnazione della strage, cioè ogni anno le vittime sono sempre superiori alle 3.000. Non ho capito come mai le istituzioni non si siano posto il problema se le loro misure sono efficaci o meno, perché la responsabilità delle conseguenze che si verificano sulle strade non è soltanto legata a colui che guida, ma anche agli interventi che le istituzioni hanno fatto per mantenere la sicurezza sulle strade. Questi interventi non sono adeguati e non c'è neanche la visione corretta di come impostare il problema della sicurezza. Il problema della sicurezza si imposta come un sistema, cioè perché tutti gli aspetti che concorrono a definire la prevenzione, ad assicurare la prevenzione, debbono essere coinvolti, debbono essere in relazione tra loro, e i settori sono l'informazione, la formazione, il coordinamento, i controlli, le infrastrutture, cioè le strade e anche le strutture di contenimento, i guardrail. Noi sappiamo cosa significa andare a finire in un guardrail, cioè avere tolta la testa, insomma, perdere la vita in maniera gravissima. E le infrastrutture, abbiamo detto, e anche i veicoli. E poi certamente c'è il discorso della mobilità sostenibile, perché l'ambiente deve essere adeguato a mantenere la vita. Molto anche. chiara, dottoressa. Sentiamo invece il nostro Andrea Dan, che invece sta aspettando questo segnale dell'amministrazione comunale di Treviso. Sembrava cosa fatta, però questa risposta deve ancora arrivare. Se vuoi fare un appello verso il sindaco, sia anche laureato, vediamo se ha il tempo per rispondere a quello che aveva detto di rispondere. Volevo mandare un urgente invito al dottor Mario Conte. Era il 27 settembre che era stato fatto quel convegno, e aveva partecipato anche la Cassaniti a Treviso, dove per mezzo dell'assessore De Checchi della mobilità ci avevano riferito che portavano in consiglio comunale di Treviso una mozione da poter votare, io spero anche un voto unanime, che poi con quella mozione noi potevamo presentarsi a Bruxelles per richiedere l'obbligo degli airbag ai motociclisti. Io so che dagli aggiornamenti che ho per mezzo dell'ufficio gabinetto del sindaco, una settimana fa, il 18 mi sembra dicembre, è passato in commissione, in giunta comunale, in commissione è stato votato e doveva far parte del consiglio comunale della settimana scorsa. Io non ho più sentito nulla, anzi colgo l'occasione, rimbalzo ancora più avanti, perché la giunta comunale di Treviso non vada a valutare anche le città che sono gemellate con Treviso. Io sto pensando anche a Orléans, tanto per dire, che è francese, per cui oltre che avere i voti, tanto per dire, del Veneto, i voti del nord-est, essendo questa una proposta parlamentare a livello europeo, iniziare anche a varie città
una città, Orléans, è una città francese di oltre 120-130.000 abitanti, per cui perché la giunta comunale di Treviso non propone a tutte le città in questo? Prima sentivo parlare che la prima causa di morte sulla strada è la velocità, però oltre che se fosse solamente una causa di morte di incidenti stradali, dopo anni e anni e ventennio che parliamo di questo, avremmo già risolto la problematica. Però le cause, le concause di incidenti stradali sono tantissime. Io vado a pensare al cellulare, sentivo parlare prima dei pedoni che passano la strada. Quanti pedoni passano le strisce pedonali col cellulare in mano senza vedere la propria salvaguardia se un veicolo sta arrivando? O si buttano all'ultimo momento. Apposta o no? Però Dan, quello che traspare è che bisogna veramente far capire che è intollerabile non rispettare le regole della strada, perché è in palio la vita e la vita è sacra o no? E soprattutto questa giustizia, e qua volevo sentire anche la dottoressa Cassaniti, io ho avuto queste mamme ospiti, dottoressa Cassaniti, ecco, questo uomo che ha ucciso due donne, 2 bambine si sono salvate per miracolo, ecco, è scappato, era ubriaco, e 7 anni, 2 morti. Queste ragazze che non torneranno più. C'è qualcosa che non torna. Ma cosa sono questi numeri? Come si fa a applicare una legge e dare 7 anni, 2 morti e poi vediamo cosa succede magari nei carceri, chi c'è e perché? Prego. Che le devo dire, la giustizia dovrebbe essere una spalla importante per la prevenzione, però deve avere anche delle leggi che debbono essere attuate tenendo conto della gravità del reato e del danno, e invece è sottovalutato il danno ed il reato, e c'è un grande scontento da parte di tutti noi perché non abbiamo giustizia, e quando diciamo che la persona che deve essere applicata la pena congrua, dicono che noi siamo giustizialisti, ma io vorrei capire proprio. Mi era piaciuto l'intervento di Dan all'inizio quando ha detto che ci debbono essere lì i politici, le persone che debbono riflettere su questi problemi e prendere le misure giuste, perché la società è fatta di noi cittadini e di coloro che ci governano, e coloro che ci governano, le cose che decidono ricadono poi sui cittadini come un orientamento a rispettare la civile convivenza oppure a fare tutto quello che vogliono. Il problema fondamentale è che ci deve essere l'uso corretto della libertà. Noi non possiamo fare tutto quello che vogliamo, la libertà deve avere una dimensione etica e si qualifica proprio nella scelta etica. Al di fuori di questo noi siamo stupratori, ladri, violenti, assassini. Ecco, non siamo persone, le persone sono coloro che utilizzano la libertà in funzione del valore della dignità umana, e la persona ha la propria dignità allorquando rispetta tutte quelle componenti, compreso, come dicevate voi, il pedone che passa senza guardare, eccetera. Ciascuno di noi fa parte di un sistema che è il sistema della vita, e ciascuno di noi deve essere attento all'altro. Io appunto, come avevo detto prima di passare, guardo perché sono in relazione, ci può essere un mezzo grosso che non può fermarsi subito, e quindi io devo aspettare che passi e dopo passo io devo essere la prima persona che devo cercare di salvaguardare la vita, ma nello stesso tempo questo criterio deve passare come un criterio osservato in maniera generale da parte di tutte le persone, perché queste sono le indicazioni che hanno dato coloro che ci governano, e quando coloro che ci governano non danno queste indicazioni si verificano tutte queste cose. Vi voglio dire, quando è stato ucciso quel bambino Manuel, no? a Roma da quei ragazzi che correvano su una Lamborghini presa per 50 ore di guida continua e così via, ecco, poi filmavano le loro bravate sui social. Ecco, la cosa che io avrei voluto che per quel bambino si facesse una legge per ricordare, ecco, per ricordare quel bambino, mi ricordo avevano fatto una fiaccolata. Non è la fiaccolata che basta per il ricordo, si esaurisce lì la fiaccolata. Bisognerebbe fare una legge che faccia sì che quando si verificano questi comportamenti si chiudono quei canali. Non è possibile che si continuino con questi comportamenti. Noi diciamo sulla strada ci deve essere il controllo, e su tutto quello che passa sul digitale
digitale, il controllo dov'è? Si può fare, si può dire tutto, qualunque cosa. Questa misura cercate di diffonderla. Non è giusto che ci sia questi comportamenti scorretti, ci sono perché c'è una depravazione generale e quindi noi diciamo la scuola, la famiglia deve intervenire, ma perché i social che cosa fanno? Tutte queste cose diciamo digitali che diffondono tutte le porcherie possibili, orientano i ragazzi a pensare che si possa fare tutto quello che si vuole. Ripeto, è un uso scorretto proprio di valori. La libertà è un valore, ma è un valore nel senso che dobbiamo essere consapevoli e responsabili di ciò che facciamo. A noi viene chiesto che cosa? Di trasformare tutte queste belle parole che abbiamo sentito nel Natale, la pace, la solidarietà, eccetera, debbono essere, la civile convivenza, debbono essere trasformati in comportamenti concreti. Senta, dottoressa Cassaniti, cosa ne pensa? Lei a Messina, siamo collegati con Messina in Sicilia, sì, ecco, di questi sì. soldi che vengono e sono, dicono, impiegati per il ponte di Messina. Lei è siciliana, guardi, cosa ne pensa? Sì, cosa ne penso? Che io non vorrei che venisse toccata la Sicilia, perché io ce l'ho nel cuore la Sicilia, è un'isola meravigliosa e il ponte, a che cosa serve alla Sicilia? Io quando per esempio vado a Roma salgo sul treno a Messina e scendo a Roma, perché il treno viene caricato sulla nave, quindi c'è casomai rendere più facili questi spostamenti con ma non fare il ponte. Il ponte non c'è bisogno, cioè voglio dire snaturano tutta una zona di Ganzirri e così via e quindi si perde la caratteristica di quella zona e poi chissà quante persone debbono morire perché si costruisce il ponte e poi il ponte esige che ci sia la manutenzione eccetera. Io penso che la Sicilia deve avere la sua caratteristica di isola e gli isolani, noi siciliani, io per me, ma ci sono state tante manifestazioni per cui noi non lo vogliamo il ponte, ecco, noi vogliamo che vengano migliorate le strade, che ci sia maggiore attenzione al contesto generale della Sicilia e migliorato anche il traghettamento dei treni, perché anche là ecco ci deve essere ma insomma passando con il ponte in Sicilia dove si va? In Africa eccetera, cioè dall'Italia si passa dalla Calabria si passa alla Sicilia, non è che non capisco qual è il motivo per cui si debba fare il ponte, francamente dapprima pensavo che poteva essere eccetera, ma vedendo tutto quello che succede in Liguria è caduto il ponte, in America, negli Stati Uniti un altro ponte, una nave ha sbattuto contro un anche perché pilastro è una zona del ponte. molto sismica, l'hanno detto gli esperti. Sì, la Sicilia è una vedremo zona cosa sismica. succederà. Abbiamo Esatto. Claudio da Marano Vicentino, poi andiamo in pubblicità. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quello che mi dispiace di tutti i morti che ci sono sulle strade è che non si parla mai di tecnologia. La tecnologia che abbiamo al giorno d'oggi potrebbe munire le auto di un transponder, dove con questo transponder potrebbe comunicare con dei cartelli dove limita la velocità. Abbiamo centralinee dappertutto, fare un transponder nei cartelli stradali o magari messo alto perché non venga danneggiato e che sia la strada che mette limiti di velocità. Questo si potrebbe fare già, la tecnologia c'è. E poi quello che non mi piace è che le case costruttrici di moto non vanno mai a vedere a chi stanno vendendo una moto, che fedina penale c'ha. Le case costruttrici delle macchine sembra costruiscano macchine che vadano su in pista, cioè questi qua che ci guadagnano sulle morte degli altri non rispondono mai. Ecco, e allora bisogna anche dire, si comincia a fare un'automobile che va sui paesi e questi sui paesi dove deve andare, no? Un 500 cavalli che va dentro su un centro che deve fare i 30 all'ora. Cioè è tutto scombinato, guardano il marketing per vendere e il marketing per vendere butta su cavalli e butta su volume, perché vediamo che le macchine sono diventate il doppio di quello che erano una volta. C'è solo marketing. Quelli che fanno queste bare ambulanti devono solo guardare il marketing e gli altri devono solo morire. Non capisco mica
Buona giornata signori. Grazie anche a Claudio, basta vedere i caschi, il casco che si vede di più è il giallo, eppure si vendono di tutti i colori perché il business supera la sicurezza, questa è la verità. Pubblicità. Sì. Italo. Va. Allora, rivedendo queste immagini vi presento anche Nicola Marton, questo ragazzo che avete visto in questo video molto bello che ha portato Faustino Lorenzetto, per far capire che ci sono anche questi esempi, non ci sono quei ragazzi che vediamo tutti i giorni nei giornali, nei telegiornali con questi cattivi esempi, ci sono anche questi e io li voglio far vedere, perché a mio avviso dovrebbero essere fatti vedere di più i buoni esempi. Cos'è questo amore per la natura, Nicola Marton? Quando è arrivato? Sei sempre stato così fin da piccolo oppure c'è stato un percorso familiare, non so, hai conosciuto Faustino Lorenzetto? No, allora, sono proprio, già da quando ero piccolo e già dalla quinta elementare dicevo a mia mamma che volevo stare in mezzo alla natura, perché adesso faccio l'agraria e poi un giorno ho conosciuto Faustino e mi ha detto ho bisogno di una mano per pulire questi fontanassi, tu saresti interessato? Io i primi giorni non ero tanto convinto, ma dopo conoscendo sempre di più Faustino e anche l'ambiente dei fontanassi, mi sono molto appassionato, anche perché un fontanasso che è stato fatto vedere, che Faustino ha detto che è quello più lungo, è proprio sulla mia terra, sulla terra che aveva comprato ancora mio nonno. E là mi sono appassionato sempre di più, ma sì, appunto avevo questa passione già
Quanti ragazzi siete, Nicola? Due ragazzi, io e un altro ragazzo di nome Tommaso. Ascolta Nicola, come mai voi che vi battete per la natura, perché siete quelli che scendono nelle piazze, che cercate anche di far capire l'importanza anche alla politica della natura, poi nella realtà fate così fatica a unirvi per dei buoni propositi tipo quello che abbiamo visto? Cosa c'è secondo te? Cosa possiamo fare per coinvolgere di più i ragazzi? Perché noi abbiamo tutte le associazioni di volontariato che non hanno giovani. Secondo te cosa dobbiamo fare per coinvolgervi ancora di più? Adesso la mia risposta è che ci sono giovani e giovani, perché magari ci sono anche, io ho anche provato a spronare dei miei amici che vedevo, ma se un ragazzo non vuole, non vale neanche la pena. Per spronarli a fare di più si può anche fargli vedere, magari dirgli: se te fai il tuo piccolo, se tu nel tuo piccolo fai questa buona azione, dopo il mondo sarà un posto migliore, sarà un posto in cui si potrà vivere, invece di vedere sempre più inquinamento, sempre più smog nelle strade. Senti Nicola, abbiamo parlato di incidenti stradali, queste motociclette, questi giovani, non solo con le moto ma anche con le macchine. La dottoressa Cassanetti ha fatto capire che è una questione di velocità. Ecco, come vedi tu questa rabbia che hanno anche nel correre questi ragazzi che si sentono tutti Valentino Rossi e tanto a me non capita? Cosa vorresti dire? Per me questa velocità non ha senso, perché anche perché anche a scuola mia ci sono ragazzi che dovrebbero avere il motorino che va a 50 all'ora, ma perché si sentono Valentino Rossi e quindi lo modificano per farlo andare a 120. Ecco, perché questa cosa? Perché si sentono veloci, perché ci vogliono fare vedere. E se hanno fatto il motorino a 50 all'ora per quella determinata età. Dottoressa Cassanetti, fermati un secondo Nicola, perché è interessante quello che dice Nicola. Ma i controlli dove ci sono? Allora, perché non si fanno i controlli? Basterebbe andare nei parcheggi delle scuole e vedere questi motorini, perché li parcheggiano là. Ecco, questi controlli che mancano sono dovuti proprio perché c'è qualcosa che non torna, perché è inutile che vengano a raccontarmi non abbiamo i numeri per controllare le forze disponibili. Prego, dottoressa. Guardi, innanzitutto mi faccia esprimere l'apprezzamento per questo giovane, perché veramente sono molto contenta di vedere che c'è qualcuno che capisce che bisogna rafforzare il senso di appartenenza al territorio, e siamo sempre sul piano dei valori e delle consapevolezze. Ecco, questo ragazzo è da apprezzare. Mi è piaciuto anche quello che ha detto, che vorrebbe anche coinvolgere gli altri, ma che magari se non vogliono, insomma, non si riesce poi ad ottenere il risultato. Noi dobbiamo capire che il territorio ci appartiene, noi siamo responsabili di tutto ciò che succede nel territorio, e questo è stato il motivo per cui ho detto nell'associazione, anche se a livello centrale le indicazioni che noi abbiamo dato non trovano ascolto perché le abbiamo fatte, noi nella nostra associazione la finalità è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, e allora noi ci dobbiamo impegnare perché l'obiettivo della nostra associazione non fallisca. E che dobbiamo fare? Dobbiamo rivolgere l'attenzione al territorio nel quale operiamo, perché sulle strade delle nostre città si deve raggiungere l'obiettivo quale? Vittime zero sulle strade delle nostre città. Entro quando? Entro il 2030, entro il decennio. L'Europa dice che entro il 2050 vittime zero, anticipiamolo con tappe territoriali nelle città nelle quali abitiamo, e facciamo in modo di coinvolgere, come ha detto lei, bisogna coinvolgere il territorio, coinvolgere che cosa? Le istituzioni, il territorio in generale, in maniera tale da condividere l'obiettivo che si vuole raggiungere e organizzare il progetto finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo. È questo l'impegno che ci deve essere. Allora, dottoressa Cassanetti, noi dobbiamo fare una cosa importante con lei, le associazioni che parteciperanno, fare una raccolta firme a Roma, dove c'è anche la Presidente Meloni, perciò uniremo le forze, andremo a Roma. Ecco, faccia la domanda, la richiesta, voi siete un'associazione importantissima, dottoressa, di tutto il territorio nazionale, perciò chiedo a lei di fare questa richiesta al Comune di Roma, ma invitando anche
la Presidente Giorgia Meloni, visto che ha detto sono Giorgia, sono una mamma, sono una di voi, a partecipare, a venire a firmare e poi vedremo. Allora adesso andiamo a vedere, le faccio vedere una cosa bellissima, dottoressa, visto che lei apprezza questo ragazzo, grazie a Faustino Lorenzetto, perché è anche lui che dobbiamo ringraziare. Andiamo a vedere Enrico e il nonno, andiamo a vedere. Oggi non vedo l'ora di andare alla sagra. Ah, sagra, beh, bisogna finire il lavoro prima. Ma te oggi vieni alla sagra? Certo. Però non... Certo. Stai bene? Per andare alla sagra bisogna stare bene. Welcome to your last. It's not turning back. We were asleep, and you wanted that they can flow. And when you tuck your down and come on, Chuck, everybody wants to roll. Allora questo è il video che ha portato Faustino Lorenzetto, questo è suo nipote, l'abbiamo visto. Ecco, perché questa voglia anche di intrigare i giovani? Non è facile trovare, come stai facendo tu, facendogli toccare con mano quello che è il territorio, la realtà. È questo che io cerco di far capire. La lezioncina in classe può andare bene, poi Nicola sentiremo cosa mi dice, ma poi voi volete essere protagonisti. Può darsi che andando nel territorio e toccando con mano la realtà, può darsi che la passione venga, ma finché me la spiego in classe magari non mi arriva. Cosa dici, Faustino? E grazie per questi video. Niente, in poche parole qua il discorso del nipote non è un'esibizione, ma è per dire a tutti i nonni, voi avete sì fondamentali, importanti, non sapevi perché qua a chitarra, e ho detto Enrico, ma sai quanto è bello, ma non per fare il musicista, avere una chitarra, sai quanti amici che poi vengono a cantare con te. Questo se ne è insegnato una chitarra a 5 corde praticamente e si va a improvvisare. E il fumetto, ancora mesi fa, ho detto perché non facciamo dei fumetti? Allora ho fatto una scena, no, io sto scappando, mi hanno preso, vieni a aiutarmi. Cioè tutte le varie dinamiche corrette. E ieri l'altro spontaneamente e si è messo a farne un'altra. Bisogna essere là a stimolare. Anche adesso su Staoi, ex Peu del Prete. Beh, Tommaso era uno che mi ha detto col mio fiorino, quando che mi arrivava a scuola Marconi, che ho fatto più di qualche anno là con l'orto, eccetera, Fortino 90 erano tutti felici. A scuola bisogna chi va fuori, bisogna chi va a seminare, bisogna... Io riga programmi, per carità adesso non mi metto a fare il maestro, ma bisogna fare toccare con mano, tutto è. Allora, dottoressa Cassaniti, io sono convinta che questi ragazzi, sia Nicola che Tommaso, ma anche il nipote di Faustino Lorenzetto, non andranno mai a 200 all'ora nelle strade. Io sono convinta di questo, perché basta sentirli, ecco come si esprimono. Cosa vuole dire, dottoressa? Poi la salutiamo. Allora, voglio dire che abbiamo bisogno di adulti che trasmettano valori, perché poco fa quando ho parlato del ragazzo che mi è piaciuto tanto, insomma, e che apprezzo, il ragazzo ha detto che insomma è stato alla fine influenzato da Lorenzetti, come si chiama, da quel signore, insomma. Faustino Lorenzetto. E quindi ci deve essere la dimensione, siamo noi adulti che dobbiamo orientare i ragazzi, dobbiamo capire che c'è una relazione umana che si impone nella nostra vita. Se noi non valorizziamo questa relazione, che cosa siamo? Il disastro che c'è attualmente. Quindi
quindi io apprezzo questo rapporto che c'è stato. Noi adulti dobbiamo cercare, allo stesso modo faccio io con i miei nipoti, cioè far capire. Quando mio nipote ha compiuto 18 anni ho detto sì, facciamo il regalo, però tu devi capire che sei diventato maggiorenne e quindi rispondi di ciò che fai, e il faro luminoso è la tua dignità e anche quella della famiglia, perché attraverso le azioni nostre noi dobbiamo difendere anche questa continuità umana, e attraverso la tua azione tu potrai onorare coloro che ti hanno preceduto perché ti hanno trasmesso delle cose importanti, e onorare te stesso perché a noi è consegnata da questo mistero infinito della vita, è consegnato il senso della continuità della vita, non di distruggere la vita ma di continuarla perché porti avanti il suo percorso naturale, che poi si risolve, cioè finisce con la morte, cioè con questa trasformazione. La vita è trasformazione e quindi siamo sempre là. Se non abbiamo concetti fondamentali, se non li abbiamo interiorizzati, noi come viviamo? Viviamo come persone strampalate che non capiscono quello che debbono fare e pensano che avendo la libertà possono fare qualunque cosa. È sbagliato. La libertà è scelta e, come ho detto, è scelta etica, ok? E quindi io sono d'accordissimo con tutto quello che è stato detto, e nello stesso tempo usare in maniera razionale non soltanto pulire le campagne eccetera, ma usare in maniera razionale il territorio. Le posso dire che a Messina, cioè facendo il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, hanno cercato di razionalizzare l'uso del territorio, per cui c'è nelle strade più larghe c'è la zona per le biciclette, poi c'è la zona per gli autobus e per i tassi, e poi c'è quella per le macchine, e poi ci sono per i pedoni, ci sono i marciapiedi. Voglio dire, cioè ci deve essere questo problema della condivisione degli spazi, e nello stesso tempo qualcuno aveva detto che, ecco, quel signore che ha parlato di tecnologia, mi era piaciuto il fatto che diceva che noi abbiamo una tecnologia a disposizione che ci può aiutare. Ecco, e entriamo in quel discorso del sistema. La sicurezza è un sistema, cioè tutti gli elementi debbono essere concorrenti. Ci sono sulle auto la possibilità di rimettere le strade nella carreggiata giusta, osservare i limiti di velocità indicati dai segnali. Ecco, ci deve essere una lettura corretta delle strade, indicando ciò che in quelle strade si deve fare. Grazie dottoressa Cassaniti, grazie veramente, devo chiudere perché ho già forato. Le voglio dire solo questo, che le sanzioni eccetera, cioè debbono avere una funzione educativa. Esatto. E l'ultima cosa sulla quale concludo è che non è possibile che venga indicato prima che c'è l'autovelox, in maniera tale che la persona possa dimensionare la velocità. Bravissima, e poi bravissima che dopo può correre come vuole. Bravissima. Grazie veramente alla dottoressa Giuseppina Cassaniti, presidente Associazioni Familiari Vittime della Strada, di essere stata con noi. Perciò adesso ricominceremo veramente, ecco, visto che è ritornato anche il nostro Andrea Dan, che poi sarà anche nella seconda parte dal Marocco, ricominciare a coinvolgervi tutti voi per queste firme importantissime che porteremo a Bruxelles. Sì, e andremo anche a Roma. La dottoressa Cassaniti farà la richiesta, ecco, di andare per fare questa raccolta a Roma, la città importantissima dove c'è anche tanto turismo, perciò noi coinvolgeremo tutti, perché è una cosa che riguarda tutta la società, da nord a sud, da est a ovest, ma in tutta Europa e in tutto il mondo. Grazie veramente dottoressa di essere stata con noi. Buone feste dottoressa Cassaniti, ma ci sentiamo presto. Comunque, Nicola, come ci saluti? Sì, l'associazione è Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Importantissima, brava. Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Tanti auguri a tutti, tanti auguri. Grazie dottoressa, grazie. Serenità. Nicola, come ci saluti? Allora, vi saluto raccomandandovi di innanzitutto andare piano e di avere cura dell'ambiente e di tornare la prossima volta. E anche a questi giovani di guardare più il loro territorio, non sempre stare su quei telefonini su YouTube o sui social, di vedere cosa può offrire il loro territorio. Grazie veramente anche a Nicola Marton di essere stato con noi. Allora, prima di salutare Faustino Lorenzetto, perché se lo merita, andiamo a vedere anche questo bellissimo video che ha mandato Ciara Stea, Rio San Martín, e poi lo salutiamo. Don, biri, biri, don, biri, biri.
Bellissimo, bellissimo, ecco, penso che anche a casa abbiate gradito, sono le nostre tradizioni, la nostra storia, forse anche rivedere, grazie a Faustino Lorenzetto, risentire quello che tutti quanti cantavamo una volta, intonati o non tonati, sì, però si faceva. Come ci saluti Faustino, velocissimo? Allora, l'importante è seminare, e ora per dirla, quest'anno il gruppo sportivo Limbo fa 50 anni, un gruppo che ho fondato insieme a degli amici, e che tra l'altro me ne volo Enrico si è iscritto quest'anno a pallavolo, ma chi che pensare 50 anni fa che serviva a me. Un'altra cosa e chiudo, sto ricettario qua, adesso a Zero Branco fa una pista ciclabile che va a Fiscandoara, e da Bruno Gasparini fa un rientro, un mio amico che è esperto delle piante, e fa un orto botanico dove che sei e sento piante italiane. Ma da dove vengo? A roba pibea. A roba pibea è che Sosia, come ho capito stamattina per strada, aveva questo ricettario qua, avevo dato a Bruno e Bruno si dio a lavorare. Ma roba meglio ancora, sapete qual è che quasi è scritto Lorenzetto. Questa qua è a firma di mia mamma era esperta di italiana, quello che ho imparato da lei. Per dire roba bisogna seminare che fin qua opinare un giorno che cosa si raccoglierà. E lavorare sui giovani, ma sul campo soprattutto. Bravo, bravo anche a Faustino Lorenzetto, ecco, di essere stato con noi, ma soprattutto di portare questi video che ci fanno ritornare indietro nel tempo. Grazie a lui facciamo anche questo. Grazie a Nicola Marton, grazie alla dottoressa Giuseppina Cassaniti, familiari italiani vittime della strada, un'associazione importantissima, la più importante in Italia a livello nazionale, di essere stata con noi. Ci sentiremo presto. Pubblicità. Ok.
trasparenza, vedere dove vanno a finire i nostri soldi. Con questo video capiremo, perché è con noi, e lo ringrazio veramente, Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi. Grazie veramente, buongiorno. Presidente. Buongiorno Mirella. Anche buongiorno. Di questa chicca meravigliosa, questo museo poi spiegherà, perché noi vogliamo capire dove vanno i nostri soldi. Avete visto con questo video dove vanno. Saluto anche e ringrazio il dottor Paolo Grimoldi, ultimo segretario Lega Nord, Lega Lombarda, da Monza, collegato con noi. Grazie anche a lei, dottor Grimoldi, di essere qui, perché veramente noi vogliamo capire cosa sta succedendo anche in politica, in questa Lega molto divisa. Quante leghe ci sono? 1, 2, 3, ecco, e soprattutto la sua riflessione, visto che anche fra poco andremo anche a votare, cosa succederà in regione secondo lei, nelle regioni, nelle città, ma soprattutto quello che succederà alla Lega. È ritornato con noi anche il nostro Andrea Dan, ecco, soprattutto per far capire l'importanza della sicurezza stradale, ne parleremo ancora, però partirei proprio con lei, Presidente Bonnet. Cosa abbiamo visto, questa meraviglia, e cos'è la trasparenza, per far capire dove è investito questo Presidente, con una squadra importantissima, anche di operai che abbiamo visto. Di solito non li vediamo, questa volta li abbiamo visti che lavorano. Prego, Presidente. Beh, quello che abbiamo visto è il restauro della centrale dell'acqua di Conegliano, un edificio che era in stato di abbandono e che abbiamo deciso di restaurare. Tieni conto Mirella che abbiamo 2 gradi di vincolo, il primo che è di carattere sismico, noi siamo in un territorio sismico e quindi abbiamo dovuto porre in essere tutte quelle accortezze strutturali per fare in modo che questo fosse un fabbricato estremamente sicuro, adeguato sismicamente. Il secondo grado di vincolo è quello monumentale. La centrale dell'acqua di Conegliano è un bene che la sovrintendenza ha censito come monumentale e proprio in funzione di tale caratteristica ha dovuto essere restaurato secondo i dettami della sovrintendenza, e quindi abbiamo visto le migliori maestranze del, tra virgolette, genio italico concorrere per fare qualcosa di bello e di strutturalmente adeguato al vincolo sismico. La trasparenza, argomento importantissimo. Piave Servizi è un'azienda che crea valore per 50 milioni di euro all'anno, ha 200 dipendenti, però soprattutto quello a cui noi teniamo è il valore della trasparenza, che tutti i soldi delle bollette versate dai cittadini possano trovare risposta, come dire, negli investimenti che facciamo. La centrale dell'acqua ha avuto 2 milioni di euro di costo, dei quali metà finanziati da un contributo regionale e quindi un contributo della regione importantissimo che è stato rendicontato come si ha da fare, quindi in maniera trasparente. 29 milioni di euro di investimento annuo che Piave Servizi fa in termini di acquedotti, fognature e impianti di depurazione sono i soldi delle nostre bollette che versiamo. I soldi delle bollette di noi cittadini vanno a finire sui tubi, sugli impianti di depurazione, sulle fognature. Quindi trasparenza e, tra virgolette, anche federalismo, nel senso che i soldi che vengono da noi versati non se ne vanno chissà dove, ma vengono tradotti in opere per il territorio e per il futuro dei nostri, oltre dei territori, anche di chi ci abiterà, quindi dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco, io la ringrazio perché questa trasparenza, è anni che lo dico, va dovuta, perché sono soldi nostri, noi abbiamo piacere di sapere anche come vengono impiegati, quanto vengono impiegati, ed è una cosa fondamentale perché noi abbiamo diritto di questo e questa volta devo proprio ringraziare il Presidente Bonnet per aver fatto questo. Allora adesso passiamo al dottor Grimoldi. Allora, dottor Grimoldi, cosa ci dice, cosa sta succedendo a livello nazionale proprio con questa Lega? Quante leghe? Prego, dottore. Innanzitutto mi faccia fare i complimenti per la trasmissione, perché ho visto il blocco precedente ed è stato molto ben strutturato e toccante, perché vedere dei bambini che parlano delle nostre tradizioni è un qualcosa di impagabile. Detto questo, che posso dirle? Che a livello politico sentivo l'intervento, se ho capito bene, del presidente della società delle acque. Ecco, che posso dirle?
è un'azienda sicuramente ben gestita che reinveste sul territorio gli utili. Ecco, io sento parlare di territori dove da 3 mesi manca l'acqua dei rubinetti, ma che con le tasse che tutti quanti noi paghiamo, anche e soprattutto i cittadini del nord e i veneti in particolare, pagare un ponte da 15 miliardi mi sembra un po' eccessivo. La società che eroga l'acqua, eroga i servizi, Piave Servizi, investe 29 milioni se ho capito bene, ecco, 15 miliardi per una struttura laddove da 3 mesi sono stati senza acqua dai rubinetti dovrebbe far riflettere. Sta parlando del ponte in Sicilia, vero Presidente? Sì, certo, perché è una cosa che a me non va giù, perché noi abbiamo delle infrastrutture, delle strade e dei servizi che, mi permetta la battuta, fanno acqua da tutte le parti. Il fatto che continuino ad aumentare i caselli autostradali, li hanno aumentati 3 volte in neanche 2 anni, e poi si trovano 15 miliardi quando le liste per la sanità sono interminabili, purtroppo anche ormai al nord. Sulle accise non si è intervenuto come si era promesso. La cosiddetta schifezza Fornero è diventata una cosa fantastica, inviolabile, anzi fanno degli incentivi per aumentare l'età pensionabile. Se io avessi 15 miliardi, decidiamolo in 30 secondi, dove li mettiamo? Abbassare le tasse, abbassare le liste d'attesa sulla sanità, fare le infrastrutture urgenti nelle zone dove c'è una certa dinamicità economica, che sono concentrate nel nord. C'è una fame di infrastrutture assoluta, perché sono infrastrutture che servono al nostro paese per restare sui mercati internazionali. È meglio investire prima nella pedemontana veneta o nelle strade del Veneto, dove ci sono camion, traffico e ingorghi a causa della dinamicità economica di aziende che esportano poi in tutto il mondo e portano i soldi in Italia, o è meglio fare infrastrutture che, se va bene, le utilizzi una volta all'anno? Dottor Riboldi, io prima ho avuto la dottoressa Giuseppina Cassaniti, che è presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Siamo andati a Messina, perché lei abita a Messina, e anche lei, come siciliana, ha detto: noi siciliani, ha detto proprio così, questo ponte proprio non lo vogliamo, non ci interessa, anche perché deturperebbe tutto il territorio. Ecco, ma se i siciliani o una buona parte non lo vogliono, perché si fa lo stesso, Presidente? Perché la politica deve sempre agire indipendentemente anche di questo malessere che c'è in tutta Italia, di queste opere faraoniche, ma che al momento, visto come siamo presi, in che condizioni è l'Italia anche a livello economico, non va proprio bene. Noi abbiamo bisogno di altre strutture, abbiamo bisogno di servizi per una popolazione che sta diventando sempre più diversamente giovani. Non abbiamo RSA, non abbiamo personale, non abbiamo servizi alle persone a casa, e mancano nelle scuole, perché le scuole sono molto in crisi. Ecco, cosa dice? Perché la politica, quando governa, deve sempre avere ragione e fare anche quello che gli italiani magari non vogliono? Guardi, a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca. Evidentemente c'è qualcuno che ha degli interessi nello spendere così tanti soldi, anche perché io ricordo a me stesso che è stato presentato un emendamento qualche mese fa, sempre su questo benedetto ponte di Messina, che toglieva il tetto di spesa. Adesso a casa mia, se tu presenti un emendamento per togliere il tetto di spesa, vuol dire che tu non sai quanto spenderai. Se no, per quale motivo devi togliere il tetto di spesa? E poi sono state segretate alcune parti per cantierizzare questo ponte, e quando tu cerchi di segretare alcuni atti di un'opera, quando evidentemente non vuoi che si sappia qualcosa, quindi a pensar male si farà peccato, ma c'è qualcosa che non mi torna, anche perché se lei è da 3 mesi senza acqua e vengo lì e le dico le faccio un bel ponte, lei probabilmente, dottoressa, non è che è estasiata della mia proposta, perché mi dice: guarda, prima vorrei avere l'acqua, vorrei avere dei servizi basilari che sono la condizione sine qua non. Senta, dottor Riboldi, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno e le domande sono tante, ma io dico sempre che la squadra di calcio, quando la squadra va male, la prima cosa si cambia l'allenatore, e questi allenatori
in Italia invece facciamo fatica a cambiare, proviamo, riproviamo, cambiamo partiti. Ecco, come spiega questa non voglia di capire proprio i bisogni del Paese, le necessità del Paese da chi è nella stanza dei bottoni, e soprattutto come spiega una Lega che quasi al 40% fa fatica ormai ad arrivare al 9%, addirittura superata da Forza Italia. Cos'è successo secondo lei, dottor Griboldi? Ma guardi, chi mi ha preceduto a parlare è il presidente della Piave Servizi, se non vado errato nella definizione della società, ha detto una parola sacra per me, è federalismo. Se tu hai una forza politica che nel suo DNA aveva un progetto ben chiaro, puoi declinarlo in devolution, padroni a casa nostra, federalismo fiscale, però il messaggio e il progetto politico era ben chiaro. Quella forza politica è diventato l'esatto contrario, è ovvio che mancando l'identità ed essendo diventata ad oggi la copia di Fratelli d'Italia, uno preferisce votare l'originale, cioè oggi non esiste più la Lega, esiste la Salvini Premier. Si figuri che nella legge di stabilità, e questo a me da lombardo ma anche ai veneti sono sicuro fa rabbrividire, c'è stata una senatrice che ha presentato e fatto approvare l'emendamento per finanziare i forestali della Sicilia con 55 milioni di euro. Gli stessi forestali della Sicilia che sono presi in giro persino nei programmi comici tipo quello di Crozza, perché ne abbiamo 5 volte in Sicilia quelli del Canada. Adesso che nel 2024 venga presentato un emendamento per finanziare questi forestali che sono 5 volte il Canada, fa ridere oppure fa piangere, visto che poi non ci sono i soldi per gli ospedali, non ci sono i soldi per le pensioni, non ci sono i soldi per niente. Ma la cosa più drammatica è che chi ha presentato questo emendamento è un esponente della Fu Lega, oggi Salvini Premier, che nacque proprio contro questo genere di cose. Potrei andare avanti con l'emendamento per la stabilizzazione dei precari della Calabria. Quanti emendamenti sono stati fatti per la stabilizzazione dei precari veneti? Non me ne risulta neanche uno. Allora, per quale motivo non c'è più il fatto che non ci sia più una forza politica che denuncia queste cose, anzi la Salvini Premier è quella che ha presentato questi emendamenti, ha portato a una mancanza di identità, di progetto politico, e i risultati elettorali sono lì da vedere. E guardi, le posso dire un'altra cosa: se non si interviene ridandosi un progetto politico ben chiaro, andrà ancora peggio, perché vede qual è oggi il progetto politico della Salvini Premier? Non lo sappiamo neanche noi. Il ponte di Messina. Ma non abbiamo il contraddittorio, dottor Griboldi, però stiamo sentendo le riflessioni che uno è nato con la Lega, Liga Veneta, e perciò sono riflessioni importanti che veramente qualcuno dovrebbe tenere in considerazione, visto che ci teniamo tanto prima al federalismo, adesso all'autonomia, ma non è arrivato nel federalismo e l'autonomia vedremo quando arriverà. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia! Mirella, ciao, buongiorno a tutti e anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, complimenti agli ospiti che hanno fatto vedere quei video, che hanno fatto quelle belle opere. Però Mirella, volevo chiederti una cosa. Ho capito bene ieri mattina che non ti è ancora arrivato il 5 per 1000? Non so se è arrivato in questi giorni, ma fino al 15-16 dicembre non era arrivato niente. Non era arrivato? Sì, perché Mirella sono arrivati in anticipo secondo loro, perché al 16 è a Natale. Mirella, cosa potevi fare tu con i soldi che ti erano arrivati al 15 e al 16? E allora Mirella, hanno pensato solo a loro perché volevano aumentarsi gli stipendi dei cosi di ministri non eletti, e vedrai che ce l'avranno fatta. E allora volevo dire Mirella che quando c'era il presidente Conte te lo mandava in anticipo? No, ha dato addirittura 2 anni in uno, perché avevano anche quelli dell'anno precedente, perciò la prima volta sono arrivati i soldi 2 anni in uno. Pensate voi. Vabbè. È tutto a dire. Grazie Giulia, devo correre perché sennò non ce la faccio. Dire che potrebbero vergognarsi, perché a Natale tu col banco che hai potevi fare faremo l'Epifania, cosa vuoi fare Giulia, o la Pasqua, perché ciao, funziona Mirella. così.
Vi saluto tutti. Grazie cara Giulia, grazie. A casa sanno fare i conti, come vedete le cose rimangono. Io adesso vorrei far vedere anche questo video per far capire anche al dottor Grimoldi come ci stiamo muovendo, perché Andrea Dan dovrebbe fargli una richiesta. Allora andiamo a vedere airbag per motociclette. Allora Andrea Dan, so che tu vuoi chiedere una cosa al dottor Grimoldi per far capire cosa stiamo facendo anche nel Veneto, questo Veneto sempre attivo col mondo del volontariato, con l'associazionismo, che però non viene molto preso in considerazione dalla politica, anche perché ecco, dobbiamo girare col commercialista, ecco, dobbiamo pagare per fare i volontari, vorremmo capire anche cosa sta succedendo. Però detto questo, noi continuiamo a muoverci e a creare anche delle situazioni per proteggere le persone. Prego Andrea Dan. Mirella, intanto di nuovo ringrazio, però lei mi deve permettere di mandare direttamente dal profondo del cuore un ringraziamento a tutto l'associazionismo, a tutto il volontariato. Io volevo ricordare anche il grande lavoro di tutte le associazioni, siamo quasi 50-55 associazioni di Abbracciamoci le associazioni qui nella Marca, per cui volevo, diciamo, se lei mi permetteva, tanto per dire, di mandare proprio... di salutare, tanto per dire, queste oltre 50 associazioni, e io volevo cogliere l'occasione di mandare anche un invito che se tutto questo lavoro che stiamo facendo di volontariato nella raccolta firme per dare obbligo all'airbag direttamente a Bruxelles, lo possiamo fare anche in Lombardia. In Lombardia questo cosa significa? Iniziare a mettere dei gazebo anche direttamente, diciamo, o a Monza, se siamo nella provincia di Monza, o direttamente anche nella città di Milano. Il Duomo, tanto per dire, la Madonnina la conosciamo molto bene. E oltre ciò invitavo anche, diciamo, anche i sindaci locali la possibilità, e qui colgo l'occasione anche come riferito prima, di avere l'opportunità di mettere un gazebo primis direttamente in Piazza Signori, anzi Piazza Signori qui a Treviso, e cogliere l'occasione che anche la Giunta, anche il sindaco, il dottor Conte venga a firmare in questo, e cogliere anche l'occasione, e invito anche poi anche gli altri sindaci, di essere presenti nella serata del Panevin di Arcate. Allora, per cui... finiamo perché abbiamo Nadia da Treviso, se no mi cade la linea, poi sentiamo la risposta, dobbiamo correre questa mattina. Vai Nadia. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Mentre stavate parlando mi è venuto in mente quanti incentivi hanno dato per le vetture elettriche, per cambiare auto, per ogni qualsiasi possibilità, incentivi. Perché non danno un incentivo per comprare questo airbag che salva le vite? Un contributo dal governo, con tutti quei soldi che mangiano. Sarebbe più giusto dare un contributo ai motociclisti, la possibilità di comprarsi questo airbag. Questo è un mio pensiero. E poi cambia, l'orchestra è sempre quella, cioè cambia l'orchestra ma i suonatori sono sempre quelli. Grazie, arrivederci e buona giornata. Cambia il maestro ma l'orchestra è quella. Grazie cara Nadia. Sentiamo come risponde Paolo Grimoldi. Prego dottor Grimoldi.
Andrea Dan. No, rilancio che è invitato in Piazza Duomo a Milano, visto che abbiamo anche come attività nostra, anche come imprenditore, abbiamo una location in Piazza Duomo a Milano, e magari proprio in quella sede si può valutare di fare una presentazione di questi strumenti che mettono a riparo i motociclisti, quindi non ci limitiamo al gazebo, possiamo fare anche di meglio. Grazie dottor Grimaldi, perché oltretutto è un bene per tutta la comunità, è una cosa che coinvolge tutti, non a caso vogliamo andare al Parlamento europeo, perciò la ringrazio veramente di questa disponibilità che ha dato direttamente davanti alle telecamere. Andiamo a vedere un altro servizio invece che riguarda Piave Servizi Company e poi lo commentiamo. Piave Servizi è il gestore unico del servizio idrico integrato in 39 comuni del Veneto, nelle province di Treviso e Venezia. Piave Servizi è partecipata al 100% dai comuni e il controllo pubblico è garantito dal modello organizzativo in-house providing. I dipendenti sono oltre 150 ed operano nelle 2 sedi di Codognè e di Roncade e in tutto il territorio. Il fatturato complessivo supera i 38 milioni di euro. Piave Servizi è certificata ISO 9001 per la gestione di qualità dell'azienda. Piave Servizi gestisce un territorio che si estende dall'area pedemontana fino ad affacciarsi alla laguna di Venezia. Serve più di 135.000 utenze e oltre 345.000 abitanti. La società fa parte di Viveracqua, che comprende 12 gestori pubblici del servizio idrico veneto che servono 593 comuni e 4,8 milioni di abitanti residenti. L'acqua erogata da Piave Servizi vince il confronto con le più famose acque in bottiglia. Oltre a essere microbiologicamente pura, le analisi di laboratorio hanno dimostrato che è più digeribile e leggera, con valori medi di residuo fisso pari a soli 218 mg per litro e di sodio pari a 4,2 mg per litro. La garanzia della qualità dell'acqua avviene attraverso 27 impianti di disinfezione e ben 1.500 controlli annui, 1.200 effettuati da Piave Servizi e 300 dalle ASL. La rete dell'acquedotto comprende 16 sorgenti e 69 pozzi di prelievo. Si sviluppa in modo capillare con 109 serbatoi, 73 stazioni di sollevamento, di cui 19 centrali di pompaggio, e oltre 3.700 km di tubature, con una perdita media d'acqua strutturale tra le più basse d'Italia. La rete fognaria si sviluppa a partire dalle utenze su 1.220 km di tubature e 356 stazioni di sollevamento. Le acque reflue vengono quindi trattate attraverso i 43 impianti di depurazione, che consentono il ritorno dell'acqua allo stato salubre e il suo reinserimento nei corsi d'acqua naturali del territorio. Il settore di ricerca e sviluppo è tra i più importanti per Piave Servizi. L'azienda ha introdotto nel proprio processo di depurazione una serie di innovazioni uniche in Italia, come ad esempio il controllo del processo di defosfatazione chimica, il controllo del processo di dosaggio polielettrolita disidratazione fanghi, la riduzione della produzione dei fanghi di risulta, BioCrack, il controllo di flocculazione predittiva. Piave Servizi è tra le prime aziende in Italia ad utilizzare tecnologie satellitari di derivazione NASA per la ricerca delle perdite nel settore potabile. È inoltre partner nello sviluppo del modello matematico che misurerà le interferenze nel suolo e nella prima falda delle pratiche agronomiche. Piave Servizi crede nell'importanza di sensibilizzare i cittadini al rispetto e all'uso consapevole dell'acqua.
Da qui la promozione, a partire dalle scuole dell'infanzia, del consumo di acqua di rubinetto per l'alimentazione quotidiana, la riduzione degli sprechi, l'importanza del corretto uso degli scarichi e della depurazione. Il progetto Casa dell'Acqua è un servizio di erogazione d'acqua refrigerata, naturale o frizzante dalla rete idrica. Acquistando quest'acqua, una famiglia media può risparmiare fino a 250 euro l'anno. Importanti sono anche i benefici ambientali. Nel 2018 le 34 case dell'acqua presenti nel territorio hanno erogato più di 8 milioni di litri d'acqua, che corrispondono a meno 175 tonnellate di bottiglie di plastica e meno 455 tonnellate di CO2 immesse nell'ambiente e nell'atmosfera. L'azienda crede e investe nell'energia pulita. Attualmente autoproduce più di 1 milione di kilowattora all'anno, di cui circa 800.000 tramite produzione idroelettrica e oltre 213.000 tramite impianti fotovoltaici. L'alta qualità del servizio di Piave Servizi è rivolta alla massima soddisfazione del cliente. Per questo sono attivi, oltre al rinnovato sito internet, i call center e gli sportelli nel territorio, con una soddisfazione dell'utente che supera il 96%. Per Piave Servizi, lo sviluppo delle risorse umane è parte fondamentale della crescita e continuità aziendale. Nel 2018 sono state dedicate più di 5.000 ore per la formazione tecnica del personale e la sicurezza aziendale. Nel 2018 l'azienda ha investito oltre 8 milioni di euro in nuove opere infrastrutturali, nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte dell'acquedotto e della rete fognaria e nell'ampliamento e sviluppo tecnologico degli impianti di depurazione. Lo sguardo continuo di Piave Servizi alla qualità e l'efficienza del proprio servizio accresce il valore di tutto il territorio. L'attenzione ad un processo sostenibile ed efficiente contribuisce al miglioramento e allo sviluppo economico e sociale di tutta la comunità. Piave Servizi, l'azienda al servizio del cittadino. E continuiamo con la trasparenza, una cosa dovuta ma che si vede poco. Questa mattina invece, grazie al presidente Bonnet, Alessandro Bonnet, presidente Piave Servizi, l'abbiamo vista e l'abbiamo sentita. Quanto è importante è investire nel territorio in una cosa che è fondamentale, l'acqua. L'acqua, la cosa più fondamentale che ci sia. E come mai si vendono così, si vede così tanta acqua anche nelle casette che vediamo con queste bottiglie che vanno a prendere, queste taniche? Prego, Presidente. Beh, innanzitutto l'Italia è il paese europeo dove si consuma più acqua minerale e questo è un bene per i produttori di acqua minerale, ma secondo me è un male per le tasche dei cittadini, perché la nostra acqua costa circa 80 centesimi al metro cubo, in un metro cubo ci sono 1000 litri d'acqua, quindi faccia lei i conti. L'acqua di Piave Servizi viene controllata circa 1100 volte all'anno, sono 17.000 i parametri che vengono controllati e il 99,9% dei parametri sono conformi alla normativa, cioè vuol dire che è sempre conforme alla normativa. È un'acqua sicura perché è controllata continuamente, è un'acqua economica, il costo gliel'ho detto prima, è un'acqua ecologica perché per trasportarla nelle nostre case, nel bicchiere dove poi la berremo, non sono necessari camion, non sono necessarie bottiglie di plastica e soprattutto è anche sicura perché da quando entra magari nella Valle Pisina in montagna a quando sgorga nel rubinetto qui a San Biagio di Callalta passano 1 giorno e mezzo, 2, quindi vuol dire che quell'acqua viene raccolta e viene poi portata al consumo, non rimane per mesi magari dentro a contenitori di plastica o magari al sole. Quindi è un'operazione questa che dobbiamo fare di trasparenza molto importante, i controlli sono numerosi, le dico di più, a livello veneto tutte le aziende pubbliche venete si sono consorziate e hanno creato una rete di laboratori per fare in modo che i controlli fatti possano essere solidi, cioè fatti da più di un laboratorio, non lo stesso, per garantire la forza e la qualità del controllo stesso, essere sicuri che l'acqua che diamo da bere ai nostri figli sia un'acqua certamente
pura, certamente controllatissima e sicura, appunto, come ho già detto. Sicurezza è il termine sul quale vogliamo focalizzarci. Avete capito che potete bere l'acqua del rubinetto nostra, che è buonissima, controllatissima, nonostante anche ci siano questi messaggi dei PFAS che si allargano sempre di più, però nel nostro territorio, va detto, l'acqua è sicura. Abbiamo Luciano da Desenzano. Ciao Luciano. Ciao Mirella, voglio salutarti e dire piccole cose. Io l'acqua del rubinetto la uso per fare la mattina, diciamo la camomilla, il tè, bevo il tè al finocchio perché soffro di gastrite però una cosa mi è capitato di mettere via l'acqua questa del rubinetto in una bottiglia e sapete che se la lasciate lì qualche giorno, ma non solo in questa casa, perché io ne ho comprate e vendute in 20 anni, 7-8 case, in fondo si fa un po' di sporco, sono sicuro, perché io ho provato. L'ultima cosa, pensate se 7-8 condomini, 7-8 case, si potrebbe recuperare l'acqua piovana in grandi contenitori e usarla almeno per il water. Pensate quanta acqua si potrebbe risparmiare. Noi buttiamo giù l'acqua pulitissima nel water, pensate quanti milioni di litri di acqua si potrebbe risparmiare prendendo l'acqua piovana in grandi serbatoi e poi usarla per vi saluto, auguri a tutti, buongiorno. Grazie, ciao, infatti grazie a te caro Luciano, stiamo parlando del Veneto, ma Desenzano del Garda, perciò un'altra regione, un'altra realtà. Cosa ne pensa di questa telefonata al Presidente Bonnet? Beh, allora, innanzitutto l'acqua in genere in Italia, soprattutto per quanto riguarda il nord Italia, è un'acqua di estrema qualità, caso per caso poi si fa fatica a dare un giudizio. Raccogliere l'acqua piovana e risparmiare l'acqua potabile è un gesto che genera economia evidentemente, ma che genera anche rispetto dell'ambiente. Noi abbiamo un consumo di 230 litri pro capite al giorno di acqua e quindi sono quantità notevoli, siamo tra i paesi europei che consumano più acqua pro capite, però io ho notato una cosa e è un dato che fa riflettere: nei comuni dove l'acquedotto è arrivato più tardi, magari negli anni 70, abbiamo un consumo medio di acqua potabile che è inferiore rispetto a dove l'acquedotto è arrivato prima. Quindi questo mi induce ad un ragionamento che è quello di dire che quando do per scontato l'acqua dell'acquedotto ne consumo anche di più. Avete capito quanto importante è sentire anche le parole del Presidente Bonnet? Sono parole importanti. Io vorrei ritornare un momento anche a questo, che non è un cammello, è un dromedario, mi sembra, vedo una gobba sola. Ecco, visto che parliamo di acqua, questo meraviglioso animale cosa riesce a fare proprio con un serbatoio che ha all'interno del proprio stomaco per conservare l'acqua e passare il deserto? Cosa vuoi dire? Ecco, non esiste il cammello in Marocco, esiste il dromedario, però il dromedario ci dimostra la resilienza, la lungimiranza di cosa significa essere in territori privi di acqua. In Marocco, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, è partita una grandissima siccità, spaventosissima. Ci sono coltivazioni di ulivi che stanno bruciando. Ci sono le falde acquifere di parte, diciamo, del Marocco, soprattutto vicine del Sahara, che da 100-150 metri dove andavano i pozzi a trovare l'acqua, ora arrivano a 230 metri, non trovano l'acqua, la falda acquifera arriva dai 400-500 metri. Ci sono delle città, sono stato anche in una città, tanto per dire, di poco più di 40.000 abitanti, e da lì dei giorni proprio l'acqua non si trova nei rubinetti, ma neanche nella parte, diciamo, della beverage, della ristorazione. Cioè c'è una grande problematica dell'acqua, però hanno un grande principio: l'acqua è gratuita per tutti, per cui in ogni caffè, in ogni punto vendita, in ogni punto una via c'è l'acqua fresca da poter bere.
Avete sentito, impariamo sempre qualcosa. Chi non è stato in Marocco l'acqua è completamente gratuita. Qui la chiamiamo l'acqua del sindaco, ma la paghiamo anche se chiamiamo l'acqua del sindaco. Sentiamo, Presidente. No, è un principio tale per cui in Marocco non hanno l'acqua. Quando la cosa non si paga viene sprecata oppure non si hanno i fondi per poi darla. Perché l'acqua è gratuita anche da noi, il problema è portarla nelle case, il problema è garantire la qualità, i controlli, il problema è depurarla e restituirla all'ambiente in una condizione tale da garantire la qualità dell'ecosistema. Quindi è fondamentale non fare profitto con l'acqua, però è fondamentale che l'acqua costi, perché i soldi che noi paghiamo per l'acqua sono estremamente pochi, perché l'Italia è il paese in cui mediamente si ha la bolletta minore in Europa, escluso la Grecia, ma quei soldi che raccogliamo sono poi tradotti in opere, perché sono opere fondamentali per far sì che anche fra 10 anni possiamo continuare a garantire sempre un'acqua di qualità e portata in tutte le case con continuità. Ricordiamo che non solo in Marocco, ma anche in parti d'Italia l'acqua non arriva con costanza. Quindi, tipo la Sicilia, visto facciamo un caso, visto che ne abbiamo parlato questa mattina, circondata dall'acqua questa isola, non c'è l'acqua e avete capito i motivi. Forse qualcuno dovrebbe riflettere su quello che è utile al momento, quello che si può aspettare e vedere se in futuro si può fare. Allora, dottor Grimoldi, come ci saluta, cosa vuole dire? Ecco, e se avesse Salvini di fronte cosa chiederebbe? Prego. Gli chiederei di abbassare le tasse e aiutare aziende efficienti come le vostre municipalizzate che erogano l'acqua, invece che sprecarli nel ponte di Messina. Dopodiché la ringrazio ancora per il collegamento e faccio i complimenti per la trasmissione. Auguro a tutti voi buone feste e ricordo che proprio per denunciare le tematiche a difesa dei territori del nord che più nessuno dal punto di vista politico difende, abbiamo fatto un'associazione che si chiama Patto per il Nord, che ovviamente è già presente anche nelle province venete e che fa un po' il sindacato del territorio per parlare di quelle cose che purtroppo dal punto di vista politico più nessuno cita, più nessuno sottolinea, più nessuno denuncia. E se avesse il presidente Luca Zaia di fronte cosa chiederebbe? E che se già l'anno scorso avesse proferito parola sul diventare lui segretario della Lega, forse la Lega l'avrebbe salvata e non l'avrebbero ammazzata facendola diventare Salvini Premier. Quindi un po' più di coraggio a Luca Zaia. E un'altra cosa, l'ultima, non c'è due senza tre, questa autonomia secondo lei arriverà, non arriverà, come arriverà? Prego. E mi fa una domanda difficile, nel senso che adesso si ritorna in Parlamento e quindi campa cavallo. Campa a cavallo e chiudiamo invece campa col dromedario, meglio che è più resistente ancora del cavallo, perché mi sa che dovremo aspettare molto, visto quello che ha detto lei, come funziona in Parlamento. Grazie veramente al dottor Paolo Grimoldi, ultimo segretario Lega Nord, Lega Lombarda, di essere stato con noi. Buone feste veramente, la contatterà il nostro Andrea Dan per vedere di portare avanti questa importante raccolta firme anche in Lombardia. Grazie, saluto anche veramente, grazie anche Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi, di essere stato con noi, per aver portato la trasparenza finalmente nel territorio su quello che fa Piave Servizi, perché è fondamentale sapere e conoscere. Grazie veramente. Grazie Presidente. Saluto anche Andrea Dan, Associazione Emanuela Sicurezza Stradale, di essere stato con noi. Ecco, come ci saluti Andrea? Beh, spero quanto prima 2 nuovi appuntamenti, anzi 4 nuovi appuntamenti. Raccolta firme Piazza Signori a Treviso, raccolta firme il Pane Vin di Arcade, raccolta firme Fronte Duomo alla Madonnina in Milano e raccolta firme a Roma. Perciò meglio di così questa mattina non poteva andare, grazie Andrea Dan. Presidente, come ci saluta Presidente Bonnet? Che auguri vuole fare ai tanti telespettatori e telespettatrici che la stanno ascoltando? Beh, innanzitutto ti ringrazio per il servizio pubblico straordinario che fai sempre, Mirella, e i complimenti credo non siano mai ingiustificati. E faccio a tutti quanti gli ascoltatori i migliori auguri di un 2025 che sia ricco di soddisfazioni e serenità, che ne abbiamo bisogno. Grazie, grazie anche al Presidente Alessandro Bonnet, grazie a tutti voi, ci vedremo nella terza parte e adesso pubblicità.
graditi ospiti. Abbiamo in presenza Dino Ponchio, presidente CONI Veneto. Grazie Presidente di essere con noi. Buongiorno, grazie. Saluto anche l'ingegner Leopoldo Comparin, perito forense, membro direzione scientifica. Grazie anche a lei, ingegnere, di essere con noi. Ci spiegherà un po' di cose perché veramente è scritto così, ma mi dicono che devo cancellare, poi spiegheremo. Allora, però partirei proprio da Presidente Dino Ponchio e partirei proprio con la pista da bob. Andiamo a vedere. Sono passati 10 mesi dall'avvio del cantiere e a 3 dalla preomologazione prevista il prossimo 24 marzo. I lavori di realizzazione dello sliding center di Cortina procedono a pieno regime nel rispetto del cronoprogramma. Queste immagini, riprese dalla cabinovia che dal centro della città porta a Col Druchet e postate su Facebook nella pagina Riapriamo la pista di bob di Cortina, mostrano in modo eloquente lo stato di avanzamento dei lavori e certo colpisce l'impatto del maxi cantiere in cui lavorano attualmente 180 persone tra dipendenti della Pizzarotti e quelli delle imprese subappaltatrici. 1650 metri di lunghezza, 16 curve e un dislivello di 110 metri. Così si presenta il tracciato di gara ancora incompleto ma che sta galvanizzando gli appassionati. Gianfranco Rezzatore, presidente del Bob Club Cortina. Sono molto fiducioso che le cose vadano nel miglior modo e nei tempi soprattutto, perché noi dobbiamo presentare una preomologazione per il 24 di marzo e di conseguenza a quel periodo lì dovrebbe essere tutto già organizzato, tutto pronto. Ieri il commissario di governo Saldini, Simico e l'impresa Pizzarotti hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento lavori in occasione di un incontro prefestivo con tutto il personale coinvolto nel cantiere, mentre in serata è stata la Pizzarotti a incontrare cittadini e associazioni di Cortina per un momento di condivisione e di informazione. Sembra che i lavori stanno andando molto veloci, molto precisi e mi sembra che stanno rispettando tutta la previsione e il programma che era stato definito già quest'estate. Cioè, quello che riguarda il tracciato vero e proprio sarà finito e verrà consegnato il 15 di marzo ai ghiacciatori che faranno il ghiaccio per poter fare le discese. Poi invece tutta la parte che riguarda le strutture, cioè le cose esterne al circuito proprio vero e proprio, quelle vengono fatte durante l'estate. Da sfida quasi impossibile alla realizzazione di un sogno, in mezzo mesi di lavoro intenso verso la meta che oggi appare alla portata, pur se qualche giorno fa Fondazione Milano Cortina d'intesa con governo e Simico ha comunicato all'ente gestore che l'impianto di riserva sarà quello di Lake Placid nello stato di New York, ma nessuna paura, le gare si svolgeranno a Cortina. Annota il commissario Fabio Saldini, è stata dimostrata una dignità del lavoro commovente. Nessuno di noi lavora per se stesso, ma le persone per bene possono fare qualsiasi cosa, anche una pista da bob. Allora, stiamo parlando come al solito col presidente Dino Ponchio, che ringrazio e saluto. Sentiamo anche cosa ne pensa, ormai siamo vicini a vedere in funzione questa pista da bob, a vedere questi giochi olimpici. Prego Presidente. Sì, bellissimo. I Giochi Olimpici sono l'acme della pratica sportiva. Le Olimpiadi sono l'Olimpo dello sport. E io in qualche modo lo so perché sono stato presente a 6 Olimpiadi estive, non invernali, che sono un evento che targa la vita degli atleti. Basta sentire qualsiasi atleta che ha fatto le Olimpiadi, dice le Olimpiadi sono, con un mio slogan, le Olimpiadi sono tutta un'altra cosa rispetto a qualsiasi manifestazione sportiva. Detto questo, le Olimpiadi a Cortina, a noi piace dire Cortina-Milano, non Milano-Cortina. A Cortina saranno una grande cosa. La competenza per la parte strutturale, agonistica, organizzativa è del COL Milano-Cortina, presieduto da Giovanni Malagò, che è anche presidente del CONI. Problemi ce ne sono tanti di infrastrutture, le strade, ma se vogliamo parlare della pista, la pista è stata pensata e voluta politicamente. Stanno procedendo i lavori, non sono tanto informato di come vanno. Il COL Milano Cortina ci coinvolge solo per la promozione delle Olimpiadi a livello di società sportive, di federazione, di scuole, e ci sono 5 progetti per questo. Per quanto riguarda le Olimpiadi proprio gare,
è competenza del CONI 1, CONI Alto, del CONI di Roma, di Malagò, e qui in loco del governatore, che hanno la competenza per risolvere i problemi. Ce ne sono tanti, come dico sempre a conclusione di questo discorsetto, siamo indietro, serve un miracolo, ma come dico sempre, noi italiani per i miracoli siamo attrezzati, quindi andrà bene e sarà un grande successo anche questo. Allora Presidente, quello che però traspare è che fra poco ci saranno le elezioni e sembra che vengano spostate nel 2026 per dare la possibilità anche al Presidente Luca Zaia di assistere a questo evento da lui fortemente voluto, perché come ha detto lei è meglio parlare Cortina-Milano che non Milano-Cortina. Poi qualcuno si è aggregato, ma tutto parte da questa perla delle Dolomiti che abbiamo la fortuna di avere e che non riusciamo a capire dove qualcuno vorrà parare. Secondo lei queste elezioni, ecco, nel vostro ambiente, un ambiente molto importante, un ambiente sportivo dove girano migliaia e migliaia anche di voti, perché politicamente bisogna dire anche questo, perché quando ci sono le elezioni tutti sono alla ricerca di voti, perché con i numeri e con i voti che tu riesci a farcela è poco che ce la raccontiamo. Com'è la situazione, come la vede lei? Allora, con la premessa che io faccio sport e non politica, ma è una dichiarazione di prassi, devo dire che leggo, non frequento i palazzi politici né romani né regionali, so che c'è questa proposta di allungare il mandato del governatore, del presidente regionale e spostare le elezioni a fine primavera 26 per consentirgli di fare da presidente della regione, continuare nella governance delle Olimpiadi. Parallelamente c'è una cordata che tenta di spostare anche noi, anche il mondo dello sport è a fine di quadriennio olimpico. Ogni e qualsiasi organizzazione sportiva ogni 4 anni va al rinnovo delle cariche delle strutture, quindi tutte le federazioni, gli enti di promozione, le discipline associate e CONI stesso, regionale e nazionale, andiamo da novembre fino a fine aprile. Ci sono i rinnovi delle cariche, c'è un tentativo di allungare il mandato di Malagò, anche questo spostando le elezioni del CONI nazionale a primavera 26 per fare lo stesso discorso diciamo in fase di ricerca e applicazione del governatore. Vediamo. Le voci che si sentono sono tante, io non tifo per niente, tifo per lo sport, quindi andiamo avanti tranquillamente. A livello regionale devo dire che con soddisfazione sono cominciate i rinnovi delle strutture regionali delle federazioni e ci sono molti cambi di presidenti e di consigli regionali, ma a livello regionale sono tutti morbidi, in continuità, senza litigi, mentre le assemblee nazionali di ogni federazione è una giungla, perché lì si inserisce un po' di politica e quindi si intorbidano le acque. Allora sentiamo anche Leopoldo Comparin, perito forense. Ecco, si presenti Comparin, così riusciamo a capire, poi vogliamo anche una sua riflessione, perché lei anche da cittadino vivrà anche lei queste situazioni, e poi sentiamo da esperto. Prego. Chiaro, allora io sono membro del comitato scientifico dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, di conseguenza mi occupo di incidenti stradali, perizie forensi, CTU, insomma sono perito di tribunale e perito di parte, questa è la mia competenza. Per quanto riguarda lo sport, ben venga lo sport, non conosco bene tutte le sequele diciamo della pista a bob, ma come membro diciamo del comitato tecnico-scientifico dell'associazione mi verrebbe da dire che ben venga lo sport, sarebbe opportuno anche investire un po' sulla sicurezza stradale, ecco. Quindi come cittadino diciamo fa bene il Presidente dire Cortina-Milano, Cortina diciamo avrà un vantaggio sicuramente come immagine eccetera, nella speranza che tutto proceda bene, anche perché credo che questa sia un'opera faraonica e di conseguenza speriamo che tutte le imprese coinvolte riescano a portare a termine l'obiettivo, ecco, da cittadino. Molto chiaro.
Dottor Comparini, quello che volevo chiedere, io ho aperto la prima parte dove avevo la dottoressa Giuseppina Cassaniti, perciò Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, vedevo anche Andrea Dan di Associazione Emanuela Sicurezza Stradale, e quello che traspare è che si investe poco sulla sicurezza. Si parla sempre di opere faraoniche, come ha detto lei, c'è stato anche con la Cassaniti il discorso sul ponte di Messina, mentre anche la Cassaniti ha detto che sono altre le cose che si dovrebbero fare per la sicurezza della popolazione italiana. Cosa ne pensa, dottor Comparini? Allora, intanto la Presidente Cassaniti è la mia Presidente, quella che mi ha nominato membro del comitato, e le dico che prima ci siamo sentiti e a suo nome la ringrazio perché ha detto una trasmissione così bella in Veneto. Ecco, quindi io che sono veneto, sono di San Donà, complimenti ancora per la trasmissione, perché veramente affrontate dei temi che le reti nazionali, ogni tanto anch'io sono invitato in Rai 1, specie nelle radio serali di Rai 1, però affrontare questi argomenti di sabato e diverse volte, lei mi ha già avuto ospite, mi sembra un'altra volta, è importante. Quindi complimenti ancora per questa rete e soprattutto a lei che tiene a cuore. Andrea Dan lo conosco, ben venga il suo obiettivo, che è quello di portare questa tuta airbag, che è una cosa importantissima, e effettivamente quello che diceva stamattina, che vi ho seguito, la Presidente Cassaniti, che naturalmente da siciliana è un po' contro il ponte, no? Questa mega opera, basti pensare che il ponte porterà centinaia di auto e poi la Sicilia senza strade, senza treni. Ho avuto un processo a Catania, Palermo-Catania in autobus, 3 ore, quasi 4 ore di bus, cioè la Sicilia merita anche una rete stradale minore. Poi, come diceva la Presidente, facciamo il ponte, andiamo in Sicilia, ok, poi dove andiamo? In Africa, nel senso la Sicilia è un'isola. Quindi voglio dire, anche qui la politica ha deciso, da tecnico non faccio politica, ma le priorità secondo me erano altre. Come sono altre le priorità anche in Veneto? Io faccio riferimento alle centinaia di strade che purtroppo non rispettano i limiti, non rispettano le norme, basti pensare a quelle strade ancora con i platani, no? I platani non si possono naturalmente urtare, però c'è un decreto che dice che la velocità non deve essere superata, non deve essere maggiore di 70 km. Eppure ci sono strade dove anche con i platani i limiti sono a 90 km/h. E poi la stretta, purtroppo avvenuta col decreto dell'11 aprile del 2024 per opera del ministro Salvini, ha fatto sì che è quasi impossibile installare e posizionare nuovi autovelox. Di conseguenza abbiamo cosa? Strade non aggiornate, e purtroppo gli ultimi dati del primo semestre, i morti sulle strade sono aumentati del 4%, quindi 4% di morti in più, aumentati quasi dell'1% anche gli incidenti. Di conseguenza siamo in una situazione abbastanza drammatica. Il Veneto è una delle regioni con più alti morti in strada, quindi voglio dire, secondo me una politica veneta anche incentrata sulla sicurezza stradale e soprattutto quello che io insisto in un'altra concezione di mobilità. Le autostrade del mare, facciamo un esempio, sarebbe importante avere, non so, un treno che porti le persone al mare, io la chiamo metromare, la metropolitana di superficie, cambiare anche un po' mentalità come nei paesi nordici, dove i giovani apprezzano molto anche, diciamo così, i trasporti pubblici, che purtroppo noi invece pensiamo a fare l'aeroporto anche a Cortina, ecco quello che pensano in molti, e prima o poi vedrete che riusciranno a farcela, perché tanto di noi non gliene frega niente a nessuno, ecco, loro vogliono quello che vogliono e riescono anche ad ottenerlo, ma però con i nostri soldi, e questo dà molto fastidio. Allora, Presidente Ponchio, quello però che traspare, io vorrei parlare invece, questo tennis si è rinvigorito, si è rafforzato di numeri anche dei giovani grazie a questo Sinner, questo ragazzo che piace molto, molto pacato, molto semplice. Ecco, lo sport ha bisogno anche di questi esempi, di questi giovani che sanno parlare non solo con l'esempio dello sport, ma anche con l'esempio della mente. Ecco, uno sport che aveva bisogno di essere rafforzato e lui ce l'ha fatta. Quanto è importante avere anche questi esempi nello sport, Presidente Ponchio? È molto importante.
sono stato per fortuna invitato spesso alle premiazioni dei nostri supereroi di Parigi. Gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi è già una medaglia praticamente. Quelli che hanno poi guadagnato sul campo una medaglia sono degli eroi e le città, le località dove sono nati li hanno festeggiati. Sono stato spesso, per fortuna, perché abbiamo portato a casa circa 20 medaglie tra Olimpiadi e Paralimpiadi, 30 medaglie, 11 solo delle Olimpiadi, e ho sempre concluso dicendo che i grandi atleti hanno 2 medaglie, quella che guadagnano sul campo e la seconda medaglia è che innescano con le loro gesta la voglia di fare sport nei giovani. La promozione della pratica sportiva migliore viene fatta da questi grandi atleti, Sinner in particolare. Se il tennis, voce del presidente nazionale Binaghi, punta a diventare lo sport con più tesserati in Italia, lo si deve fondamentalmente a Sinner, anche a tutti gli altri campioni che fanno parte della nazionale, ma lui è proprio il paradigma di quello che vuol dire essere un grande campione, che non basta essere campione in campo, ma lui lo è come quasi tutti gli altri, anche fuori dal campo, per l'esempio che sa dare, per l'equilibrio che ha e per la promozione che fa alla pratica sportiva. E quindi un plauso a lui e a tutti i grandi campioni che innescano nella piramide dello sport la base. Poi da questa base più larga poi si esprimeranno i futuri anche campioni. Quindi il tennis è una grande realtà. Per esempio, uno dei miei 2 nipotini prediletti, uno Riccardo il più grande e Giacomo il più piccolo, allora. che salutiamo, il più piccolo, 11 anni, ha deciso di fare tennis e questo è l'esempio proprio di quello che vuol dire la promozione che fanno i grandi campioni. Però a qualcuno dava fastidio, a mio avviso, questo ragazzo che cominciava veramente ad avere questa visibilità enorme, non solo in Italia ma nel mondo, e hanno cercato di segarlo con questo doping. Cos'è il doping nello sport? E si può paragonare un campione come Sinner, che ha portato anche i valori dell'Italia e non solo, ecco, su una cosa che lui ha spiegato molto bene, che non sapeva. Ecco, cosa sta succedendo secondo lei? Perché c'è molta confusione, lei invece sa le cose come stanno e veramente perché si cerca di colpire quando succede che c'è una cosa bella, pulita, cercano di infangarla. La prima cosa che si fa è questa, prego. Anche qui più in alto si sale, più il rischio c'è che qualcuno cerchi di impallinarti con questa premessa. Poi doping, io scrollavo la testa perché è un argomento così pesante, serio, importante, che non mi sento di trattarlo in una battuta, anche perché personalmente sono stato parte per 5 anni della CVD, Commissione Vigilanza Doping italiana, la massima autorità in campo di doping in Italia, che sopra il CONI, sopra la WADA, che è espressione del governo italiano. Ho fatto parte 5 anni di questo organismo, dal 2001 al 2006, e quindi conosco da dentro il fenomeno. Quello che mi sento di dire è che, e me ne prendo la responsabilità, il doping organizzato in Italia non esiste. Non esiste doping, chiamiamolo di sistema, quello della DDR di una volta. C'è qualche matto che autonomamente fa qualcosa di sbagliato, ma è una mosca rara. I controlli sono di altissimo livello, nello sport agonistico alto è quasi impossibile farla franca, perché gli atleti a livello internazionale hanno il whereabout, cioè devono dire ogni minuto dove sono e vengono costantemente tartassati, addirittura qualcuno protesta, da controlli nazionali, internazionali, della WADA, dei vari organismi, tanto è vero che Sinner avrà fatto, dico, 30 controlli in quest'anno. Se poi capita
possono capitare anche errori, adesso stiamo in attesa anche della sentenza. Che non è ancora arrivata. Che non è arrivata perché evidentemente è complicata. Io ho fiducia nella organizzazione sportiva italiana, ho fiducia nella Federazione Tennis, ho fiducia soprattutto nel team che segue in Sinner come persona e nel suo team, quindi sono fiducioso anche sull'esito della pratica che ha implicato Sinner. Confermo però che il doping in Italia nella parte agonistica, e mi prendo, come ho detto prima, la responsabilità, nella parte agonistica alta e di base c'è poco. Se c'è nel parasportivo, negli uomini che fanno da soli, in quelli che corrono le domeniche, insomma nello sport non organizzato. Nello sport organizzato c'è molto controllo. È una bella cosa che ha detto, la ringrazio Presidente, perché con questa droga che gira con questi ragazzi siamo veramente molto preoccupati, perciò benvengano questi controlli, anzi io direi rafforziamoli ancora di più se si può, perché lo sport non può avere questo problema, non ci deve essere e le persone a casa devono essere sicure. Quello che però vorrei anche chiederle, Presidente Ponchio, è che molti ragazzi dopo la pandemia hanno lasciato lo sport e purtroppo anche il calcio adesso si paga, si deve essere tesserati, si deve pagare. Le famiglie hanno sempre meno soldi, c'è un disagio giovanile che preoccupa e preoccupa anche le famiglie. Secondo lei cosa si potrebbe fare per cercare veramente di attirare questi ragazzi proprio con lo sport dove c'è disciplina, c'è rigore, ci sono orari, regole? Prego. Ecco, questa invece è una domanda che mi piace molto. Grazie. Anche tutte le altre naturalmente, ma allora lo sport ha avuto due pandemie, una quella del Covid con penalizzazione della pratica sportiva e un'altra forse ancora più grave, l'applicazione della legge che io chiamo pessimissima con un mio neologismo, legge di riforma dello sport e della regolamentazione del lavoro sportivo in particolare. Sono due catastrofi. Quella del Covid l'abbiamo superata, perché i tesserati di quasi tutte le federazioni sono tornati a livello pre-pandemia, con esplosioni come la ginnastica, come negli sport individuali, insomma, dove non c'è contatto, nel tennis e via di seguito. Il calcio non è ancora arrivato a livello pre-pandemia, ma ci siamo molto vicini. Il problema è che fare sport adesso è complicato perché questa legge pessimissima, urlando io e molti altri ed io, è stata modificata, è stata emanata che era irricevibile, impresentabile. A furia di urlare l'abbiamo mitigata e i costi diretti delle società medio-piccole sono calati. Costi vuol dire le tasse da pagare, ma per non pagare queste tasse le società, tutte, anche le piccole, devono appoggiarsi a professionisti esterni, non possono più farla in house, in casa, col segretario factotum, devono andare dal commercialista e anche se hanno dipendenti, ma li hanno tutti, dipendenti vuol dire collaboratori, istruttori, allenatori, devono andare anche dal consulente del lavoro. Questi costi sono costi fissi che gravano per circa dal 20 al 30% sulle società, dipende dalla... Questo aggravio di costi, cosa fanno le società per sopravvivere? O si consorziano e fanno rete e fanno economia di scala, ma la cosa che fanno più normalmente è scaricare questi costi sullo sponsor dello sport italiano, che non è lo Stato, non sono le regioni, non sono gli sponsor in senso stretto, ma sono le famiglie che mandano i ragazzi a fare sport e pagano le quote mensili. Allora queste quote aumentate del 30% mediamente vuol dire che fare sport diventa impegnativo dal punto di vista economico
per la base degli italiani. Faccio un altro esempio di casa mia. Mia figlia con 2 figli che fanno sport, uno ne fa 2 e quindi 3 quote mensili da pagare, è come un affitto. E quindi non tutti se lo possono permettere. Il rischio è che fare sport diventi, come negli anni 60 quando ho cominciato io, una questione di censo, e questo non ce lo possiamo permettere. Quindi la richiesta è, e concludo, in questo momento la legge è stata mitigata, più di così è difficile, anche se il ministro Abodi a Roma la settimana scorsa ha detto che è disponibile ancora a trovare ulteriori miglioramenti. Adesso è ora degli aiuti. Lo sport è entrato in Costituzione, ha il diritto di essere aiutato. Aiutatelo. Appunto, lo sport è entrato in Costituzione, non facciamo come la fine che sta facendo il volontariato, che per fare il volontariato bisogna pagare e girare col commercialista. Questa è la verità del mondo del volontariato che ha messo la politica, e qua ognuno ha la propria colpa e io non tolgo nessuno. E allora adesso andiamo a vedere invece incidenti stradali, moto e velocità, e chiudiamo appunto con il perito Compagnia. Andiamo a vedere. Parlare nelle scuole, spiegare ai giovani la pericolosità delle strade e soprattutto insegnare loro ad affrontare gli imprevisti. Questo a volte è quello che manca, soprattutto in sella alle 2 ruote. Bisogna mantenere una velocità moderata ed avere un'attenzione tale da percepire una qualsiasi anomalia che potrebbe pararsi di fronte, avere la capacità di fermarsi in tempo. Cosa vuol dire? Saper fare una frenata di emergenza, che non è purtroppo drammaticamente quella che si impara a scuola guida, ma è quella che ti trovi la macchina davanti a te a 5 metri. E i ragazzi sono soliti dirti là: prof, stavo andando a casa da scuola con il mio scooter, a un certo momento mi ha attraversato la strada una macchina. E tu cosa hai fatto? Prof, ho chiuso gli occhi e tirato i freni al massimo. Ecco, il sistema certificato ISO 9002 per morire, perché tu gli occhi non li devi mai chiudere, protetto dal tuo casco, e soprattutto non devi mai azionare completamente i freni, tirarli al massimo, perché fai una frenata radente con le ruote che scivolano e non ti fermi affatto. Queste ultime 2 settimane sono state tragiche sul fronte degli incidenti stradali, moto, scooter, auto, le vittime per lo più giovanissime. Ogni volta ci sentiamo sconfitti perché le attività che facciamo sono molte e però non saranno mai sufficienti, per cui è vero, bisogna insistere, bisogna continuare e bisogna crescere nella consapevolezza ogni giorno. La provincia ha l'obiettivo di coinvolgere in questi incontri non solo le scuole ma tutte le fasce d'età, perché gli incidenti non riguardano solo i ragazzi. Una dei format che questo progetto ha creato ed è un'assoluta novità è quello degli over 65, e vediamo che sta dando riscontro, cioè tutti i comuni vogliono e ci chiedono un intervento di una lezione dell'over 65. Lì stiamo cercando anche delle forme per ampliare la gamma dei formatori che possono fare le lezioni. Ed è fondamentale, insomma. L'obiettivo nostro è quello di riuscire ad avere una lezione sull'over 65 per ogni comune tutti gli anni. Venerdì sera dalle 18:30 a Maser, dove si è registrato l'ultimo gravissimo incidente mortale, è stato organizzato un incontro con l'amministrazione comunale raggruppando tutti i giovani dai 18 anni in su in area patente. Poi il professor Biscro lancia un appello: 20-30 km meno possono salvare la vita. Il più grande campione che abbiamo avuto recentemente ha dato questa descrizione della velocità sul dizionario Zanichelli della lingua italiana: è quella padronanza che permette di apprezzare la lentezza quando andare forte non serve affatto. Allora, io sentire che sono i 65, quelli che hanno 65 anni che devono andare a scuola di guida, ecco, direi veramente di guardare chi sta morendo sulle strade e perché, e sono i nostri giovani. Cosa ne pensa veramente Comparin di queste dichiarazioni? Prego. Allora, sono dichiarazioni che hanno un peso emotivo anche forte, perché io mi trovo ogni giorno a parlare con genitori che hanno perso i figli in maniere anche drammatiche. Basti pensare che da inizio dell'anno abbiamo quasi 460 morti sulle strisce pedonali, non c'è neanche rispetto per gli utenti cosiddetti vulnerabili. Avete detto prima giustamente che c'è gente che attraversa la strada con le cuffiette, distrattamente, senza guardare. Questo ben venga, uno prima di attraversare la strada deve guardare, deve anche tenere la testa, diciamo, sulle spalle in modo da non attraversare senza guardare. Però non c'è rispetto
per la gente, perché le macchine anche nei centri urbani frecciano a velocità enorme. I limiti adesso lo sa, la gente lo sa, con le nuove disposizioni molti autovelox purtroppo sono ancora spenti e quindi c'è il Tana libera tutti. Quindi la causa principale è la velocità e la distrazione. La velocità uccide. Basti pensare che nel mondo ogni anno muoiono circa 1.200.000 persone. Basti pensare che in Italia muoiono circa 8 persone al giorno. Basti pensare che ci sono 650 feriti gravi. Eppure l'attenzione anche dello Stato italiano, adesso per carità ci sono morti bianche e io le chiamo morti grigie. Le morti bianche sono quelle sul posto di lavoro. Quando muore una persona sul posto di lavoro è sempre un dramma, eccetera, eccetera, ma non c'è lo stesso peso di una persona che muore sulla strada. I giornali riportano titoli quando ci sono incidenti, diciamo, eclatanti, dove muoiono 3-4 giovani a volta, ma ogni giorno, ricordatevi, anche sulle nostre strade Veneto muoiono tante persone e si feriscono tante persone. Quindi i giovani soprattutto devono capire che la velocità uccide. Si muore in macchina anche a 46 km/h su un platano, eppure si può andare, diciamo, a velocità estrema su certe strade, questo è sbagliato. Poi il nuovo decreto, il codice della strada, come sapete, è stato modificato, è inutile aumentare le sanzioni se mancano i controlli, questo è importante. È quasi impossibile mettere autovelox adesso, tant'è vero che il prefetto di Treviso li ha bocciati quasi tutti e di conseguenza, diciamo, chi controlla? Ci devono essere le pattuglie, ma le pattuglie sono poche, quindi è bene dire ai giovani che la velocità uccide, a 46 km/h su un platano si muore e di conseguenza bisogna rispettare la propria vita ma anche l'altra vita, no? Quella della nostra compagna, quella dei nostri figli, eccetera. Viaggiare in macchina è pericoloso, quindi ci vuole un salto, una mentalità che deve cambiare. Ecco, quello che in Europa si chiama safety system, cioè un approccio sistemico su tutto, quindi veicoli, strade sicure, naturalmente formazione, ma soprattutto capire che è un problema molto e anche grave. Magari la certezza della pena, dico io, Comparin, perché non è possibile che una persona uccide 2 persone ubriaco, scappato e prende 7 anni, poi se ne farà 3, magari anche i domiciliari. Per queste povere famiglie è una disperazione che continua e non finirà mai. Anche la legge deve fare la sua parte, se ci sono delle leggi vanno applicate, deve esserci la certezza della pena, non sconti di pena per chi ha ucciso una persona, ecco, volutamente, perché si sa benissimo che quando sfidi la sorte poi la sorte ti penalizza, però il problema è che muore quella persona che magari non c'entra niente e non ne veniamo più fuori. Perciò la certezza della pena, io dico che dovrebbe essere una cosa assolutamente ai primi posti per la politica italiana. Ecco, dovrebbe pensare anche ad applicare le leggi severamente se ci sono, senza nessun sconto di pena. Come ci saluta, dottor Comparin? Allora niente, vi auguro a tutti un buon anno, complimenti ancora per la trasmissione e soprattutto affrontare questi temi è molto, diciamo, oltre ad essere educativo, ma è molto importante perché spesso, diciamo, gli incidenti stradali, come ho detto prima, non sono considerati nel peso giusto. Quindi in bocca al lupo a tutti, naturalmente che sia un 2025 naturalmente pieno di ricchezza, ma soprattutto di sensibilità verso la persona, verso la vita umana. Rispetto, perché dobbiamo finire con queste stragi assurde sulle strade. E per fare questo bisogna coinvolgere la popolazione, come faremo noi con questa raccolta di firme, ecco, coordinati dalla Presidente Giuseppina Cassaniti, che ha dato piena disponibilità. Lei ne ha già raccolti 55.000 con questo cartello che mette al primo posto la tecnologia per salvare le vite umane. Sarebbe utile che qualcuno si accorgesse che hanno firmato 55.000 persone e noi li aggiungeremo. Grazie veramente, grazie a Leopoldo Comparin, perito forense, e sentiamo anche come ci saluta il presidente Dino Ponchio, che auguri vuole fare di buone feste. Beh, siamo a fine anno, quindi è anche un po' tempo di bilanci. Per quanto riguarda lo sport, come ho detto prima, è anche tempo di bilanci della legislatura. Tutte le cariche sportive sono in fase di rinnovo. Il bilancio che posso fare io è che lo sport
si è rialzato dopo, come dicevo, la pandemia del Covid e quella della legge dello sport, la pessimissima legge dello sport. Fare sport è tornato a essere importante, riconosciuto dalla Costituzione. Fare sport mantiene il suo valore educativo, formativo. Sport è la terza agenzia educativa dopo famiglia e scuola. Questo è un ruolo che responsabilizza il nostro mondo, ma anche gli dà carica e significato. Il bilancio che posso fare io del mio quadriennio che finisce a marzo è che sicuramente il CONI Veneto è tornato a navigare in acque tranquille. Eravamo partiti 4 anni fa con acque molto tempestose, la barca l'abbiamo tenuta a galla, adesso naviga abbastanza tranquilla. Il CONI è tornato, come dicevo, a essere punto di riferimento culturale, formativo, ma anche di sostegno allo sport. Nel nostro piccolo diamo allo Sport Veneto circa 2 milioni in varie forme, con l'aiuto di istituzioni, enti e quelli direttamente che ci vengono da Roma. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma non ci accontentiamo. Vogliamo fare di più. Do in anteprima, se posso, anche la notizia che dopo averci molto pensato mi ricandiderò per il prossimo quadriennio. Se il mondo dello sport veneto mi vorrà appoggiare, continuerò, perché ritengo importante, come dicono gli americani, finire il lavoro, ma soprattutto continuare a dare molta quantità. Io la qualità del mio lavoro la lascio giudicare dagli altri, ma il mio impegno è dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e questo credo che l'abbiano constatato anche tutti gli amici dello Sport Veneto. Quindi il mio augurio è che lo sport continui a andare bene in senso generale in Italia, ma in particolare nel Veneto, che siamo una vera potenza, e che finalmente le istituzioni capiscano che lo sport, che è un diritto, venga aiutato in modo adeguato. Come si aiuta la scuola, la sanità, anche lo sport deve in qualche modo chiede, non posso dire esige, ma chiede di essere aiutato, perché è importante nella formazione dei buoni cittadini di domani. Quindi auguri di un buon 25 a tutti. L'ultima cosa che le chiedo, un appello ai giovani, Presidente, a quelli che ancora non hanno capito l'importanza dello sport. L'appello lo faccio direttamente ai giovani, ma per i giovanissimi lo faccio alle famiglie. Mandate i vostri ragazzi a fare sport, perché lo sport aiuterà voi nella vostra opera di crescita e di educazione nei confronti dei figli. Poi il secondo appello è a chi si è stancato di fare sport, perché ha perso le motivazioni. Cambiate, non mollate, non smettete di fare sport, cambiate eventualmente pratica sportiva. Ce ne sono oltre 600 sport in Italia, un numero incredibile. Trovate quello che vi piace di più e continuate a fare sport per tutta la vita. E con queste parole io ringrazio e saluto i miei ospiti, veramente grazie, saluto voi, vi ringrazio di essere sempre in tantissimi che seguite questa trasmissione, però non posso non terminare con questa foto, perché per non dimenticare, perché ci sono ancora questi bambini che muoiono, perché non abbiamo ancora capito che le guerre devono terminare e soprattutto dare accoglienza a quelle persone che hanno bisogno. Grazie, grazie, grazie veramente a tutti gli ospiti e a voi, e andiamo con questo video.